Questa quarta sessione si occupa prevalentemente di rischi e responsabilità civile nell'era digitale. Penso di essere stata coinvolta perché, per chi non mi conosce, sono professore associato di diritto privato, quindi probabilmente il coinvolgimento deriva da questo fatto. Sono docente all'Università di Udine e mi chiamo Raffaella Pasquini, ma questo naturalmente l'avete letto già nella locandina. Con me qui ci sono la dottoressa Monica Gigola dell'Università di Genova, il dottor Alberto Iaci dell'Università di Messina e il dottor Alessandro Manfredi dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Io procederei anche per una questione, insomma, di ordine non solamente alfabetico ma anche di genere, col dare la parola alla vostra collega, la dottoressa Monica Gigola, che ci parlerà di sistemi robotici e di intelligenza artificiale in ambito sanitario, nuove frontiere della responsabilità. Io non farò nessuna premessa, farò delle conclusioni finali. Ho letto gli abstract che mi hanno inviato, ci sono dei fili conduttori, un fil rouge tra tutte queste relazioni, tra l'altro molto interessanti da un punto di vista anche interdisciplinare. Però lascio prima la parola ai vostri colleghi e poi magari un momento di discussione o di analisi finale con la sottoscritta. Prego. Grazie professoressa per l'introduzione. Volevo ringraziare anche il comitato organizzatore per appunto aver organizzato questa bellissima opportunità di scambio fra tutti noi. Io mi occupo appunto di intelligenza artificiale e robotica con particolare fulcro nell'ambito sanitario e quindi la mia ricerca analizza gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e della robotica e le problematiche annesse, quindi dalla protezione dei dati al grande tema della responsabilità civile. L'intelligenza artificiale e la robotica in ambito sanitario hanno consentito enormi sviluppi sia dal punto di vista dell'automatizzazione di molti processi, sia dal punto di vista della ricerca, della diagnostica e della chirurgia robotica e coadiuvata dall'intelligenza artificiale. Quindi ci troviamo in un punto dove, come ogni volta in cui si parla di intelligenza artificiale, questa frase è molto ridondante, ossia come il diritto non riesca a tenere il passo con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. I sistemi di intelligenza artificiale talmente sofisticati non ne permettono la comprensibilità e non permettono di utilizzare quei criteri di responsabilità a cui noi siamo sempre stati abituati. Quindi il crescente utilizzo di questi sistemi di intelligenza artificiale ha permesso sviluppi e benefici dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, con evidenti problematiche e lacune dal punto di vista della gestione di questi sistemi di intelligenza artificiale. Innanzitutto è obbligo notare come questo diluvio applicativo in ambito sanitario continui quindi a proporre delle problematiche dal punto di vista della protezione del diritto alla salute, dell'autodeterminazione, della dignità. Quindi è bene notare come da una parte sia necessario comprendere i benefici di questi sistemi, dall'altra comprenderne e cercare una soluzione alle problematiche. Possiamo dire che i sistemi di machine learning quindi permettono anche di superare l'esperienza del clinico in ambito sanitario. Infatti dal punto di vista diagnostico è fondamentale l'utilizzo di questi sistemi di intelligenza artificiale che permettono, con una moltitudine diversa di risorse, che sia quindi l'ambito radiografico, gli esami di laboratorio, i wearable devices, permettono quindi di incamerare quantità infinite e mole infinite di dati di cui prima non potevamo gestire e non potevamo accedere. Quindi la capacità computazionale e la possibilità di elaborare queste mole di dati attraverso modelli complessi chiamati features permettono da una parte di ampliare la conoscenza e il bagaglio, dall'altra creano problematiche dal punto di vista della protezione dei soggetti coinvolti e anche del tracciare eventuali problematiche che nascono in queste diverse fasi. Quindi dal punto di vista dell'allocazione del danno,
danno qualora si generi un danno nei confronti di un paziente, ci si allontana quindi dal classico sistema di imputazione delle conseguenze prevedibili dal proprio agire. Quindi quali sono i profili di responsabilità applicabili quando non si comprende a tutto tondo lo strumento che viene utilizzato? Quando non si comprende, si parla molto spesso della famosa catena, quindi dal produttore dell'algoritmo e del sistema robotico di intelligenza artificiale a quindi lo sviluppatore, a colui che lo installa, quindi l'installatore, al trainer, ossia colui che inserisce le mole di dati presenti all'interno dell'algoritmo, fino all'utilizzatore, che nel caso della mia ricerca molto spesso è il tecnico o il sanitario. Quindi in questa catena bisogna rintracciare quell'anello che è causa del danno, che può essere quindi scisso in due diverse casistiche: quando vi sia un danno cagionato da un problema del sistema di intelligenza artificiale, quindi un problema dell'algoritmo, e quindi a quel punto si può parlare dell'ipotesi di prodotto difettoso, e quando invece si parli di un caso di malpractice, quindi un utilizzo non corretto da parte del sanitario o della struttura. Non solo, quando si parla di malpractice possiamo fare riferimento non solo per forza al dottore clinico che ha un rapporto con il paziente diretto, ma anche tutta l'equipe. In realtà, per quanto riguarda le problematiche sulla responsabilità, già dalla risoluzione del Parlamento del 2017 era ben chiaro che la definizione di prodotto non potesse tenere il passo con i nuovi prodotti adesso utilizzabili, quindi il prodotto inteso intelligenza artificiale, e quindi era ben chiaro già che non ci fosse un'adeguata protezione contro i danni cagionati sia da robot che da intelligenza artificiale, dovendo quindi ampliare lo spettro delle persone coinvolte. Quindi si inizia a parlare della famosa catena, quindi ampliamo le figure coinvolte all'interno. Si parla quindi di designers, programmatori, produttori, ma anche chi lo opera e lo utilizza. È stato necessario quindi una ridefinizione del prodotto, del termine prodotto. Infatti nella direttiva del 1985 si pensava si potesse ampliare anche ai sistemi intelligenti e robotici, ma non ve ne era mai stata certezza, c'è stata molta dottrina, ma mancava proprio una definizione che potesse calzare le nuove problematiche e i nuovi prodotti, appunto. Quindi questa ambiguità è stata superata con la direttiva 2853 appunto del 2024, che entrerà in vigore il 9 dicembre del 2026, nel quale l'AI è stata definita e rientra quindi nella definizione di prodotto, che viene definito all'articolo 4 numero 1 come il prodotto viene definito come ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o immobile o interconnesso, inclusa l'elettricità e compresi i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software. Quindi vi è una vera e propria definizione per la prima volta di prodotto comprensivo di software e intelligenza artificiale, senza scindere tra software e hardware. Quindi, pur non stabilendo un regime di responsabilità extracontrattuale in tema, si inizia quindi realmente a definire prodotti e servizi digitali, e quindi creare una disciplina che sia ispirata ai principi comuni nell'ambito del mercato digitale. Quindi nella finalità anche di facilitare il consumatore e l'utente al ricorso della tutela dei suoi diritti qualora venga cagionato un danno, in tale direttiva, quindi nella direttiva dei prodotti difettosi, si consente al danneggiato di richiedere l'accesso agli elementi di prova provenienti appunto dal dispositivo del produttore per poter dimostrare il proprio diritto. Sappiamo ben tutti come sia difficile comprendere un sistema di intelligenza artificiale, quindi è stato anche stabilito come nei casi di massima complessità ci sia un alleggerimento probatorio che permetta quindi al consumatore danneggiato che si trovi in difficoltà di dimostrare il difetto o il nesso causale tra il difetto e il danno, è concesso provare anche solo la probabilità che il prodotto sia difettoso.
Quindi per la prima volta abbiamo una definizione calzante, anche se quando si parla di intelligenza artificiale è sempre difficile dare una definizione di intelligenza artificiale, anche nello stesso AI Act non c'è una vera e propria definizione. Ho parlato la settimana scorsa a un convegno e c'era un professore di computer science che mi ha chiesto: ma lei quando parla di intelligenza artificiale quale definizione utilizza? Guardi, non glielo so dire, quindi è proprio una cosa molto complicata che specialmente quando mi è capitato di scrivere articoli cerco sempre di bypassare, perché ancora non ho deciso, cioè non ho compreso quale secondo me possa essere la più calzante. Quindi almeno adesso l'abbiamo reinserita in una direttiva e ne possiamo dare quantomeno contezza, possiamo dire effettivamente che tale direttiva è applicabile. Quindi a questo punto dal punto di vista normativo nazionale sappiamo bene delle lacune presenti e quindi è sempre stato, negli ultimi anni si è sempre parlato di ciò che può essere applicato analogicamente, abbiamo sempre fatto riferimento al 2050, al 2049, al 2051 e in realtà tale problematica rimane sempre in vigore perché anche nello stesso disegno di legge di cui se ne sta appunto parlando ultimamente, rimane comunque un problema aperto per quanto riguarda la responsabilità. Banalmente l'AI Act, che aveva il compito di definire per la prima volta tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale, lascia questo problema aperto. Infatti possiamo dire che il combinato disposto di complessità oggettiva e soggettiva determinata dai sistemi di intelligenza artificiale non rende agevole nessuna soluzione di quelle già presenti nel nostro codice civile. Il tema principale è la black box, ne abbiamo parlato anche questa mattina, come si pensi che tale imprescrutabilità dell'intelligenza artificiale causi e ampli eccessivamente i problemi riguardanti la responsabilità. Come facciamo a collegare il danno dove è avvenuto? Di chi è colpa? Quindi tale fenomeno sembra realmente mettere in discussione il metodo scientifico stesso, poiché ci si deve far guidare dalla regola statica delle connessioni per giungere quindi all'individuazione di un output, conoscendo solo l'input, ma senza poterne comprendere le dinamiche interne. Quindi possiamo dare una sorta di spiegazione post hoc che non è sempre verificabile, corretta e precisa. Anche stamattina abbiamo accennato all'explainable AI che pareva essere, specialmente prima dell'introduzione della generative AI, una possibile soluzione, ossia rendiamo l'intelligenza artificiale più explainable, più comprensibile, cerchiamo di renderla tale per poter attribuire una corretta attribuzione della responsabilità, ma è ben chiaro che in realtà l'explainable AI non sia applicabile, specialmente per le reti neurali ad esempio, quindi tutto ciò che a noi serve, specialmente in ambito sanitario dove le reti neurali sono alla base della diagnostica e della ricerca, quella soluzione che poteva sembrare ottimale non è applicabile e quindi cosa possiamo utilizzare? Molto spesso quando parliamo di responsabilità in ambito di intelligenza artificiale si parla anche del ruolo del supervisore, che può essere efficace, ma solo in certi momenti, nel senso che può essere introdotto un'altra intelligenza artificiale che supervisioni, ma anche quella ha dei limiti. Oppure possiamo introdurre una figura, un ingegnere altamente specializzato che possa comprendere, quindi però sempre per l'impossibilità di comprenderne i ragionamenti non potrà mai entrare nel profondo del movimento e del ragionamento dell'algoritmo, quindi potrà controllare solo determinati step. Quindi rimane tutto molto aperto, non si riescono a trovare delle soluzioni che possano porre fine o comunque porre un rimedio a questa incertezza. Per quanto concerne, non so quanto tempo ancora, per quanto concerne quindi dal punto di vista della normativa nazionale si è visto come i principi dell'AI Act cerchino di essere riversati nel disegno di legge, quindi quell'idea in realtà di cercare di rendere l'intelligenza artificiale con un ethical purpose e
human-centric, come è stato stabilito nell'AI Act. Questa stessa idea è riproposto nel disegno di legge, che cerca quindi di mirare, l'obiettivo è sì dare una protezione ai soggetti coinvolti, ma comunque con sempre l'idea di fondo di voler sponsorizzare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, non chiuderla e soffocarla, come invece in realtà era stato definito nella proposta di direttiva che è stata sospesa proprio a febbraio sulla responsabilità, che invece veniva quasi definita una direttiva killer, nel senso che poteva quindi dare troppi strumenti per cercare una tutela nel momento in cui un danno venisse accusato da un soggetto, quindi senza quella spinta che invece è tipica dell'AI Act. Quindi c'era un problema su i due piani. Dal punto di vista quindi della normativa interna, sembrerebbe però nel caso della responsabilità sanitaria necessaria una normativa che sia ad hoc, quindi una crasi tra ciò che è stato definito a livello europeo, quindi l'AI Act e le altre normative, e la nostra normativa interna, ossia la Gelli Bianco. Nella mia tesi ho cercato quindi di trovare un sistema che potesse unire questi due aspetti per poter anche da una parte allontanarsi dal timore della medicina difensiva, che è un problema ricorrente quando un sanitario deve utilizzare l'intelligenza artificiale proprio per l'eventuale probazio diabolica che deve fornire per poter assicurare che non è stato lui ad aver utilizzato impropriamente il sistema di intelligenza artificiale, probazio diabolica perché in realtà non può provare che cosa abbia cagionato il danno, non può entrare all'interno dell'algoritmo. Quindi servirebbe una normativa che ampli e diciamo spinga l'utilizzo di tali sistemi senza però gravare sul sanitario o sulla struttura stessa. Quindi cercare di conciliare queste due esigenze, sempre però assicurando la tutela dei pazienti e di eventuali vittime dei danni tecnologici. Quindi sempre tenendo a mente le due possibilità di cui abbiamo parlato prima, quindi nel caso in cui vi sia un danno cagionato da un problema dell'algoritmo, quindi il danneggiato potrà utilizzare mediante la direttiva che definisce il prodotto difettoso questa strada, e invece nel caso in cui il danno sembri essere cagionato da una malpractice del sanitario, è necessario quindi poter pensare una modifica della Gelli Bianco che forse si avvicini un po' di più alla responsabilità di quando si parla appunto della responsabilità scolastica, quindi cercare di vedere l'ospedale come la scuola che può essere citata per i danni senza quindi gravare direttamente sul sanitario, e solo nel caso in cui quindi mantenendo ferma una responsabilità contrattuale in capo alla struttura sanitaria, nonché con il riparto degli oneri probatori riconducibili sempre all'articolo 1218, e allo stesso tempo solo mantenendo i casi in cui vi sia chiaramente un problema che riguardi colpa o colpa grave o dolo, a quel punto quindi rifarsi sul sanitario, quindi evitando penalizzazioni troppo gravi nei confronti del medico, per quindi limitare la problematica della medicina difensiva. Quindi questo è, diciamo, il tema della mia ricerca, quello su cui sto scrivendo la mia tesi, e nella speranza appunto di definire quanto più possibile questo criterio ad hoc, questa eventuale terza opzione. Ecco. Se avete domande o discussioni poi. Io ho qualche osservazione che spero venga letta come spunto di riflessione ulteriore. Lei prima ha fatto cenno a una pluralità di definizioni che vengono ancora oggi date sull'intelligenza artificiale, ma secondo lei, poi naturalmente coinvolgo anche i suoi colleghi,
Questa difficoltà nel dare una definizione univoca non può avere anche dei risvolti in tutti i campi in cui l'intelligenza artificiale viene applicata e di conseguenza dal nostro punto di vista anche nell'ambito di una qualificazione della responsabilità. Sì, forse. È una cosa a cui sì, avevo pensato. Nel senso che noi parliamo di intelligenza artificiale ma abbiamo delle declinazioni veramente varie. C'è un livello di autonomia, non autonomia molto diverse. Certo. E quindi anche nell'ambito della responsabilità anche sanitaria forse bisognerebbe un po' valutare questo I vari livelli, sì. Anche perché mi sembra, ma forse mi correggerà lei se ho frainteso, forse anche pensare di applicare la normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso in ogni caso forse è piuttosto stringente. Sì, no, poi in realtà secondo me è necessario anche, non sono appunto entrata nel dettaglio per limiti di tempo, però anche definire, sempre basandosi sul livello di rischio definito dall'AI Act, il livello di automatizzazione e anche di libertà di autonomia della macchina, e a quel punto è diciamo, la tabella delle responsabilità deve essere quanto più dettagliata possibile e specificata nel modo diciamo maggiore possibile. Diversamente diciamo io ho cercato di definire queste due macro categorie in modo da dare una definizione generale, ma all'interno penso sia necessaria una categorizzazione, un dettagliamento. Perché forse è proprio una curiosità, un dubbio che le sollevo, forse parlare sempre solo di responsabilità per prodotto difettoso potrebbe essere limitante, riduttivo, forse. Poi nell'ambito della responsabilità medica e quindi sanitaria adesso emerge questo ulteriore attore, quindi avremo una responsabilità della struttura, del medico e anche di questi strumenti di intelligenza artificiale che vengono o impiegati o agiscono anche, soprattutto in futuro, almeno così sembra, agiranno in totale autonomia. Un altro spunto, ma è un discorso che vale naturalmente in via trasversale per tutte le relazioni, ho letto i vostri abstract, è un ulteriore aspetto della pluralità di ordinamenti coinvolti. Lei ha fatto cenno naturalmente alla normativa europea, a quella interna, però in un contesto quale quello dell'intelligenza artificiale non possiamo prescindere anche da tutta quella che è la normativa extraeuropea. Ormai dobbiamo iniziare a dialogare non solamente a livello interno europeo, ma questa intelligenza artificiale, tutte le problematiche che solleva hanno ormai uno spazio mondiale e qui ci troveremo a confrontarci anche con dei sistemi molto lontani rispetto ai nostri, sia per impostazione e tradizione sia anche per approccio nei confronti della intelligenza artificiale. Mera curiosità, ha avuto anche occasione di confrontarsi o di approfondire temi di diritto comparato, cosa succede in ordinamenti lontani dai nostri, tipo in America, perché gli Stati Uniti ci danno degli esempi ben diversi per quanto riguarda l'approccio a tutti questi sistemi di intelligenza in realtà appunto una parte che devo ancora approfondire, volevo cercare di vedere dal punto di vista oltreoceano, proprio perché c'è questa mentalità di, mentre noi abbiamo in realtà con l'AI Act si cercava di essere i primi con una regolamentazione e lo siamo stati, però c'è una mentalità dagli articoli che ho letto molto più diversa, nel senso cercare a priori di definire le possibilità, i danni e le soluzioni, mentre oltreoceano vi è proprio l'orientamento opposto, ossia lasciamo libero sfogo a tutti i sistemi e nel momento in cui subentrano le problematiche a quel punto si cerca una soluzione e quindi questo è totalmente diverso dal nostro approccio e quindi infatti volevo anche approfondire questa parte per cercare di trovare anche un compromesso tra le due idee di pensiero diverse, perché non penso che nessuna delle due sia giusta a priori, ma che sia necessario appunto trovare una via di mezzo tra l'incentivo dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e la protezione dei soggetti coinvolti. Sì, anche perché noi in Europa abbiamo, non entro nel merito se è una posizione da condividere o meno, io personalmente la condivido, ma
abbiamo un approccio che è comunque diretto a tutelare l'individuo, Sì. quindi i limiti derivano Anch'io, fondamentalmente dalla sinceramente, tutela dei diritti, sì. dal diritto anche di autodeterminazione, che nel suo caso rileva molto, ma rileva anche in altri contesti. Certamente, sono d'accordo. Grazie. Passo adesso la parola al dottor Alberto Iaci dell'Università di Messina, che ci parlerà della protezione dei consumatori nell'era digitale, sfide del diritto europeo, quindi ci spostiamo dall'ambito sanitario all'e-commerce, e anche qui ci vediamo tutti coinvolti perché lo siamo consumatori, quindi speriamo con la sua relazione di imparare qualcosa in più anche da mettere poi in pratica, perché siamo circondati da questi strumenti che talvolta limitano i nostri diritti. È vero. Prego. Grazie professoressa per la parola e per l'introduzione. Spero che non vi attendiate da me le soluzioni per i problemi che prospetterò, perché dubito che sarò in grado di fornirveli. Ad ogni modo, come diceva la professoressa, il contributo che adesso ho il piacere di esporvi va a trattare quella che è l'evoluzione dei mercati digitali, perché in questi giorni stiamo esaminando quelle che sono le evoluzioni tecnologiche sotto distinte declinazioni a seconda dell'ambito di ricerca di ciascuno. Nel mio caso specifico, occupandomi di diritto del consumatore, ho cercato di analizzare quella che è la situazione normativa europea per quanto riguarda la protezione del consumatore, appunto nel momento in cui si interfaccia con un mercato digitale. Perché dico questo? Perché appunto questa evoluzione dei mercati digitali ha trasformato strutturalmente le relazioni contrattuali, perché si è spostato il baricentro dalla fisicità dell'incontro di quelle che sono le volontà alla dimensione automatizzata dei rapporti, che è disintermediata e segue una logica algoritmica all'interno di queste appunto interazioni online. Quindi le tradizionali categorie privatistiche che sono strutturate intorno ai presupposti noti a tutti, la simmetria informativa, la volontà libera, la volontà consapevole e anche i contesti relazionali stabili, adesso risultano in maniera progressiva sottoposte a tensioni sistemiche che ne mettono comunque a dura prova l'adeguatezza applicativa. Questo perché? Perché l'ingresso di strumenti predittivi che sono basati appunto sull'intelligenza artificiale, sulla profilazione comportamentale, ampliano sì per i professionisti la possibilità di calibrare l'offerta in funzione di quella che è la preferenza individuale del consumatore, ma dall'altro lato incide profondamente sugli elementi di cui parlavo prima, ossia la formazione del consenso, la dinamica del rapporto obbligatorio e di conseguenza, ne parlava adesso la professoressa giustamente, che è quello che poi il feticcio di chi si occupa di diritto civile, la responsabilità, l'attribuzione della responsabilità in caso di un'esecuzione non conforme del rapporto contrattuale. E in questo contesto quindi ho analizzato quello che il diritto privato a livello appunto comunitario ha progressivamente sviluppato un corpus normativo volto a riconfigurare la funzione protezionistica, tutelatrice della disciplina del consumatore, ponendo un accento sulla trasparenza e sulla proporzionalità del trattamento dei dati e di conseguenza sulla prevenzione degli squilibri contrattuali strutturali. E vi farò due esempi di normativa. Il primo nello specifico è il regolamento 1150 del 2019, che è sì rivolto ai rapporti cosiddetti B2B tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti aziendali, ma comunque a mio parere si inserisce in un più ampio contesto, in un più ampio disegno regolatorio che mira a garantire prevedibilità, chiarezza e non discriminazione nei meccanismi di accesso e nei funzionamenti delle piattaforme digitali. Perché? Perché questo regolamento nello specifico adotta una logica di plate more fairness, ossia
una imposizione di obblighi di trasparenza su quelli che sono i criteri di posizionamento dei beni, dei servizi offerti, la motivazione delle sospensioni e l'organizzazione contrattuale dei rapporti, facendo anche riferimento a quelle che sono le gerarchie delle clausole. Quindi, come dicevo poc'anzi, dal mio punto di vista, sebbene questo regolamento è formalmente indirizzato a dei soggetti che sono diversi da quello dei consumatori finali, il miglioramento di queste condizioni su cui il regolamento pone l'accento, quindi sulle condizioni strutturali del mercato digitale, può avere un riflesso positivo su quella che è la posizione del consumatore, la cui libertà contrattuale ormai dipende sempre più da queste architetture di mercato che sono trasparenti e dovrebbero essere trasparenti e competitive. Il secondo esempio di normativa è la direttiva del 2019, la numero 770, che è stata recepita in Italia 2 anni dopo, nel 2021, col decreto legislativo 173, che viene definita dalla dottrina come un punto di svolta nell'evoluzione della disciplina di quelle che sono le obbligazioni digitali. Perché dicono questo loro, che sono molto più autorevoli rispetto a chi vi riporta le loro considerazioni? Perché si estendono le tutele tipiche di quella che è la compravendita anche alla fornitura dei contratti e dei servizi digitali. Questo che cosa comporta? Che si contempla di conseguenza la possibilità del consumatore che fornisce i propri dati personali, il luogo del pagamento, di un corrispettivo pecuniario, comportando così quindi sancendo così una serie di criteri di conformità che devono essere tanto oggettivi quanto soggettivi. Si impongono gli obblighi di aggiornamento e di cooperazione e soprattutto si riconoscono dei rimedi specifici in caso di inadempimento da parte di una delle due parti, che devono essere articolati tutto secondo una logica di gradualità. Questa evoluzione del paradigma contrattuale digitale comporta che l'oggetto del contratto, a differenza del contratto classico, si smaterializza, perché appunto si svolge in un ambiente completamente online, completamente digitale, ma permangono le esigenze del diritto contrattuale classico, quindi l'affidabilità, la trasparenza, la prevedibilità e la responsabilità soprattutto dell'adempimento. Tuttavia però questi strumenti normativi si trovano a operare in un contesto tecnologico che è caratterizzato dal costante mutamento. Noi sappiamo che la tecnologia è un fenomeno dinamico che purtroppo la legislazione, il legislatore non riesce a stare dietro l'evoluzione digitale, e di conseguenza c'è il rischio concreto di trovarsi di fronte al cosiddetto fenomeno della obsolescenza normativa. Nel momento in cui si riesce a regolamentare un fenomeno, quel fenomeno già è mutato e di conseguenza la legge appena varata non sarà più adatta a regolamentare questo contesto. E quindi la simmetria informativa tra il consumatore e tra il professionista viene oggi amplificata dall'opacità di queste logiche algoritmiche di cui ci parlava la collega, di cui ci hanno parlato altri colleghi che mi hanno preceduto, e dalla difficoltà di accedere a informazioni rilevanti per una scelta contrattuale consapevole. Un elemento secondo me rilevante in quello che è oggi il mercato digitale è il cosiddetto fenomeno dei dark partners, ossia delle interfacce ingannevoli presenti nei siti, in qualsiasi piattaforma digitale con la quale ci si appresta a concludere un contratto di quelli che ho appena esaminato, che hanno il mero compito di influenzare in maniera subdola, passatemi il termine, il comportamento dell'utente, e questo pone delle questioni molto rilevanti per quella che è la formazione libera e valida quindi del consenso per come la conosciamo secondo le tradizionali categorie civilistiche. Quindi la volontà contrattuale in questo modo viene minata alla radice
e è necessario soprattutto che sappiamo che non può essere indotta attraverso queste tecniche algoritmiche, queste tecniche tecnologiche, scusatemi il gioco di parole, che hanno una sorta di manipolazione psicologica che regola il loro funzionamento e soprattutto sfrutta i cosiddetti bias cognitivi del consumatore, e quindi da un punto di vista meramente civilistico si potrebbe parlare come rimedio di un vizio del consenso che si registra in base a quelli che sono gli articoli 1427 del Codice Civile e seguenti. Perché? Perché comunque quelle che sono questi vizi del consenso andrebbero incontro poi a quelle che sono anche altre violazioni, come il dovere di buona fede precontrattuale, che ben conosciamo e che in questo caso verrebbero anch'essi violati. Da ultimo faccio un breve passaggio su quello che è l'arcinoto regolamento e GDPR, che riguarda il trattamento dei dati, il trattamento della privacy. Perché? Perché questo costituisce, appunto, questo regolamento del 2019, il numero 679, costituisce appunto il corpus giuridico, il quadro giuridico fondamentale in materia di dati, di privacy, e impone tra gli altri che cosa? La liceità, la correttezza, la trasparenza di quella che è la loro raccolta e il loro successivo trattamento, e ovviamente la necessità da parte dell'utente di fornire un consenso libero, specificato, informato e inequivocabile per il loro trattamento. Questo perché? Perché è di particolare rilievo, appunto, per il diritto privato l'articolo 22 di questo regolamento, che limita la possibilità di assumere delle decisioni giuridicamente rilevanti fondate esclusivamente sui trattamenti automatizzati. Però, in base a quello che abbiamo detto finora sull'intelligenza artificiale, che sostanzialmente, se pensiamo anche al fenomeno degli smart contracts, che sono proprio dei contratti che hanno la cosiddetta risoluzione automatica, la decisione e la risoluzione automatica, viene meno tutta questa architrave giuridica prevista dal GDPR. Quello quindi che in conclusione ritengo di poter affermare, per non rubare altro tempo a chi mi seguirà, è che la protezione del consumatore digitale rappresenta un banco di prova per il diritto europeo, per il diritto privato europeo, per il diritto privato interno, ma dobbiamo anche dare una dimensione che vada oltre il nostro continente. Come diceva giustamente la professoressa, l'intelligenza artificiale, la tecnologia non è confinata all'interno di un singolo paese, non è confinata all'interno di un singolo continente, è un fenomeno in continua evoluzione e di conseguenza è necessario prevedere un corpus normativo, non voglio azzardare a livello mondiale, ma comunque il più ampio possibile, che possa definire quantomeno i contorni entro il quale agire, proprio per evitare, come veniva detto nella relazione precedente, che ci sia una contrapposizione fra normative a livello internazionale che vada a favorire l'una a sfavore dell'altra. Grazie per l'attenzione. Io prima non ho chiesto se qualcuno di voi voleva fare qualche domanda alla vostra collega o adesso al vostro collega. E allora chiedo io. Mentre l'ascoltavo mi è venuto in mente, anche qui si tratta solamente di spunti di riflessione. Lei ha parlato di volontà negoziale, però come l'ha descritta, in realtà un problema che potrebbe sorgere oggi è il rapporto cioè la volontà negoziale tra la libertà naturale, quella in qualche modo riconducibile alla nostra tradizione, e quella che è invece la libertà artificiale. C'è sempre una contrapposizione tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale. Qui noi ci troviamo di fronte, quando il consumatore si trova ad agire in certi contesti, a sì manifestare una volontà negoziale, ma una volontà negoziale che talvolta si forma in un contesto ben definito,
tra libertà appunto naturale e libertà artificiale. E come interviene la norma a tutela del consumatore? Qui si apre l'altro spazio che lei ha evidenziato. È una sfida quella del rapporto tra la tecnologia in continua evoluzione da un lato e una normativa che non può che osservare questa tecnologia sempre molto in progressione. Per risolvere questa sfida o per così valutarla, lei che soluzioni proporrebbe? Cioè la norma a questo punto dovrebbe adattarsi all'evolversi della tecnologia o dovrebbe in qualche modo non adattarsi e prevedere, basandosi sul tradizionale, sulla norma generale estratta, non andando troppo nel dettaglio? La ringrazio per la stima che ripone nei miei confronti, evidentemente per avermi dato la fiducia nel poter proporre una soluzione. Allora, come dicevo poc'anzi, il fenomeno tecnologico è un fenomeno in continua evoluzione, di conseguenza la sua prevedibilità è, non voglio dire impossibile, ma quantomeno azzardata come previsione. Questo perché? Perché se ci pensiamo, fino a qualche anno fa era impensabile pensare che strumenti come quelli, diciamo, di più comune utilizzo, abbiamo analizzato il caso di ChatGPT in questi giorni, era impensabile fino a 3-4 anni fa che venisse adoperato, che venisse previsto uno strumento che con una semplice interazione riuscisse a sviluppare progetti di enorme complessità attingendo da un database online. Oggi è possibile, addirittura sono sistemi che sono superati, perché con sistemi molto più evoluti si riesce a fare molto di più. Di conseguenza che l'obsolescenza normativa possa proseguire nel tempo e quindi confermare questa tradizione, io purtroppo penso di sì, anche perché a livello internazionale ognuno, mi venga passato il termine, cerca di tirare l'acqua al suo mulino. Di conseguenza l'Italia può avere l'interesse a normare la questione in un determinato modo, un altro paese in un altro, tanto all'interno dell'Unione Europea, quindi tanto all'interno del nostro contesto comunitario, tanto all'esterno. Gli Stati Uniti, la Cina, che sono, diciamo, i maggiori player a livello internazionale digitale, non hanno interesse a regolamentare in maniera specifica questi strumenti proprio perché sono quelli che ne traggono maggiore vantaggio dal loro sviluppo, dalla loro previsione. Quindi penso che il legislatore non potrà fare altro che inseguire. Ovviamente questo inseguimento non potrà mai prevedere una normativa aggiornata e quindi che possa tutelare il consumatore. Sulla prevedibilità però di quelle che sono i possibili sviluppi della tecnologia, se si affrontasse la tematica in maniera un poco più seria, io penso che si potrebbe fare. Io di recente mi sono interessato alla proprietà intellettuale proprio per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che viola qualsiasi norma relativa al diritto d'autore, al copyright, eccetera. L'AI-Act sul punto non dice niente ed è un'occasione che è stata sprecata. Ora, come diceva la collega, c'è il DDL Butti che vuole regolamentare a livello nazionale quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale sotto tutti i punti di vista, e però anche lì, se l'Italia regolamenta in un determinato modo, maggiormente restrittivo o meno, l'argomento, quando la tecnologia non conosce confini, che problema si risolve? Nessuno. I problemi non possono che accentuarsi per un contrasto della normativa. Di conseguenza non prevedo, anzi prevedo tempi bui per quello che sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla nostra protezione dei diritti. Io sono un po' più ottimista di lei, nel senso che Meno male. forse questa sfida l'abbiamo intrapresa e non la vinceremo, però la stiamo contenendo, nel senso che la tutela dei diritti fondamentali della persona è forse uno strumento per contenere quello che potrebbe essere lo sviluppo incontrastato della tecnologia, forse. E sotto questo profilo l'Europa, insomma, al momento
segue questo indirizzo. Qualche domanda da parte vostra? No, scherzo. Allora, intanto volevo fare i complimenti comunque ad entrambi per le relazioni, sono state molto interessanti. E volevo farti una domanda, uno spunto di riflessione, perché anche io adesso ho iniziato un po' a studiare i diritti dei consumatori perché mi occupo di intelligenza artificiale e autodeterminazione. Ti ringrazio per la domanda articolata, poi mi dirai cosa ti ho fatto di male per avermi voluto mettere in difficoltà. No, sto scherzando ovviamente, assolutamente. Anzi, è piacevole poterci confrontare facendoci una risata. Allora, quello che dice il professore che hai citato sicuramente, ovviamente, è una questione rilevante. Infatti si parla del cosiddetto fenomeno della datafication, che è una raccolta massiva di informazioni per poi andare a profilare quelle che sono le scelte degli utenti e quindi poter diciamo, fare una raccolta di dati che ovviamente, per le ragioni che poc'anzi ho descritto, vanno a diciamo, rappresentare un valore economico, e quindi i nostri dati hanno un valore che viene riconosciuto alle piattaforme e a tutti quelli che ne fanno utilizzo. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, secondo me il problema è uno, che anche noi probabilmente tutti in questa sala che abbiamo un'istrazione più o meno giuridica e quindi magari entriamo più facilmente in contatto con determinate tematiche, anche noi non facciamo un corretto utilizzo dei nostri dati. Se pensiamo, per toglierci il disturbo della tendina su internet, accetto, noi stiamo cedendo volontariamente i nostri dati semplicemente per non avere il disturbo di leggerci le specifiche o per non mettere rifiuta, perché rifiuta è scritto in grigio mentre accetta è scritto in blu e in automatico, dove c'è colore, che anche qua è una tecnica manipolativa, ovviamente noi andiamo a cliccare. Quindi io penso che prima di dover optare per una riforma normativa che vada a prevedere soprattutto sanzioni, sia necessario prevedere anzitutto una formazione del consumatore. L'Italia è uno dei paesi dove si fa meno formazione a livello digitale, dove c'è un altissimo tasso di analfabetismo
tanto analogico tra virgolette quanto digitale, di conseguenza il problema sta tutto lì, che noi i nostri dati li cediamo volontariamente o in maniera consapevole, come possiamo fare noi all'interno di questa stanza che comunque sappiamo a cosa andiamo incontro, o in maniera inconsapevole quando l'uomo della strada vuole semplicemente levare la tendina dal sito internet e di conseguenza cede. Quindi prevedere un sistema sanzionatorio sì, ha una logica, però deve essere susseguente a quella che è una regolamentazione del fenomeno, anzitutto che vada a prevenire il lato giuridico. Prima la formazione e poi la regolamentazione. Perché se noi continuiamo a prevedere un sistema di sanzioni che comunque in un modo o nell'altro saranno aggirabili, perché nel momento in cui tu il consenso informato, tra virgolette, del trattamento dei tuoi dati, che se uno ci pensa al netto vengono trattati in maniera lecita o illecita, ma tu stai cedendo i tuoi dati per leggere un articolo che hai trovato su un social network, è comunque una distorsione del sistema. Io penso sia meglio procedere prima a una formazione completa di quello che è l'utente e poi prevedere degli altri sistemi per andare a sanzionare le piattaforme e tutti quelli che sono i vari provider di servizi, eccetera. Spero di essere stato esaustivo, non accetto altre domande. Altri interventi? O altre domande? Li ho intimoriti, quindi resterò da solo fino a domani. Allora, meno male. Bene, allora io adesso passo la parola al dottor Alessandro Manfredi dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, il quale ci aiuterà con la sua relazione a dare un inquadramento generale di quello che è l'intelligenza artificiale. L'abbiamo declinata nell'ambito del contesto sanitario, quindi il paziente, nel contesto dell'e-commerce, quindi noi consumatori, ma in realtà abbiamo già attraverso le prime due relazioni evidenziato uno dei problemi, quello della qualificazione dell'intelligenza, del sistema dell'intelligenza artificiale in rapporto non solo al nostro ordinamento, l'ordinamento sovranazionale, l'ordinamento globale, ma proprio in base anche alle nostre categorie concettuali. Quindi io lascio la parola al dottor Alessandro Manfredi che ci parlerà dal pleroma alla norma, l'intelligenza artificiale come demiurgo in una prospettiva gnostico-civilistica. Prego. Allora, io ringrazio la professoressa per la cortese introduzione, mi complimento con i colleghi per l'intervento e esprimo anche il mio apprezzamento sia per gli organizzatori per l'accoglienza che ci è stata riservata e per la città di Trieste. Io non c'ero mai stato, mi è piaciuta veramente un sacco, devo dire la verità. Il mio intervento parte da due presupposti. Il primo è che sono un civilista che si occupa di opacità algoritmiche nei software di deep learning e tutela dei dati personali, che sta per tenere una relazione su filosofia del diritto, teologia ed esoterismo. Quindi già questo è un programma, però non vi preoccupate perché non ho velleità settaria, non sto avviando una setta, non voglio reclutare nessuno, quindi potete stare tranquilli, non sono un mistico. Confesso che volevo chiederle qual è la sua disciplina. Mi ha chiarito tutto perché dal titolo incominciavo a dubitare di avere accanto un civilista, ho pensato probabilmente l'hanno collocato con me, ma io di competenze filosofiche ce le ho a livello proprio istituzionale. Guardi, professoressa, quindi molto bene. A me, devo dire la verità, piacciono molto i testi sapienziali antichi, la teologia, quindi mi sono imbattuto anche nell'argomento tra virgolette per caso, perché ho trovato diverse analogie. Infatti il mio è un intervento anche un pochettino eretico su quello che è soprattutto, non solo per l'argomento, perché si parla effettivamente di eresie, ma anche perché dà una collocazione, lo gnosticismo particolare dell'opacità algoritmica. Per cui io se possibile partirei prima da una descrizione leggera dello gnosticismo, poi salterò ai software di deep learning nel funzionamento tecnico, ci sarà probabilmente un salto da un punto di vista argomentativo, quindi eventualmente scusatemi. Allora, lo gnosticismo cos'è? Lo gnosticismo è una corrente filosofica, teologica
esoterica, nata a cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Si è propagata poi fino al III secolo d.C. nel fervente ambiente culturale alessandrino, quindi siamo in Egitto, ed è caratterizzata da un percorso ascetico, interiore, iniziatico, in cui la conoscenza viene attraversata attraverso appunto un percorso, scuso per la ripetizione, di gnosis in greco, nella quale la realtà materiale viene superata dalla conoscenza. Può essere considerata una forma di cristianesimo, in realtà da un punto di vista scientifico è la prima eresia cristiana, tra l'altro ricollegata alla figura di Simone Mago, ma questi sono altri discorsi, nella quale si ha una concezione del cristianesimo particolare soprattutto da un punto di vista cosmogonico. Essendo una realtà settaria, perché ci sono diverse sette dell'ognosticismo, c'erano diverse sette dell'ognosticismo, anche se c'è stato un revival New Age negli ultimi decenni, l'ognosticismo si caratterizza per la componente esoterica, che la contraddistingue dal cristianesimo ortodosso, che è esoterico, dove la salvezza, la conoscenza salvifica è libera per tutti. L'ognosticismo prevede una cosmogonia particolare. Al vertice vi è una dimensione ideale, spirituale, dove esiste il vero Dio celato, il pleroma, e le sue emanazioni, gli eoni. Uno di questi eoni si staccò dalla sua metà, perché gli eoni esistono in coppie. Questa viene chiamata Sofia, tra l'altro in una interessante analogia, Sofia saggezza col percorso di gnosi. L'altra metà, per alcune, giusto per curiosità, per alcune sette è considerato Gesù Cristo, l'altra metà viene visto come una di queste entità che si è palesata sulla terra, la quale Sofia, nel cercare di interpretare quello che è il Padre imperscrutabile, nel cadere dal pleroma genera il demiurgo. Il demiurgo è un'entità orrenda perché viene raffigurato come un leocefalo, penso che sia un serpente gigante con la testa da leone. Io ho provato a farlo raffigurare a ChatGPT, è uscita una cosa orrenda, spero non esista, non voglio vederlo. E questa figura del demiurgo è particolare perché il demiurgo è stato introdotto da Platone ed era un'entità divina che traduceva nella realtà gli archetipi ideali, era un'entità benevola. Il demiurgo invece è, tra virgolette, considerato scemo, ignorante, perché non è consapevole del suo ruolo nell'essere. Quindi il demiurgo plasma la materialità, il cheroma, prendendo gli archetipi ideali inconsciamente del padre celato e traducendoli in modo imperfetto nella materialità. Io qui ci ho trovato un'analogia con quello che è l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è traduttore imperfetto della volontà umana, cosa che poi si va a esplicare in quelle che sono le capacità emergenti dei software di deep learning, a cui a breve accennerò. L'essere nella concezione gnostica prevede una triplice dimensionalità: la materialità, l'ilikos, le capacità psichiche, lo psichikos, e poi infine il pneumaticos, ovvero la spiritualità o l'energia vitale. Questo in astratto si parifica con i 3 livelli di astrazione del software: materiale, hardware, algoritmico, psichico e poi spirituale / vitale in questo caso, che sono appunto le capacità emergenti. Ma perché questa analogia? I software di deep learning sono caratterizzati da una elaborazione che tendenzialmente può essere o quadratica se si tratta di immagini oppure sequenziale. Voi potete prendere il software di deep learning come una serie di strati. Ci sono gli strati di input dove l'informazione entra, lo strato di output che è quello finale dove l'elaborazione esce, e poi sono presenti tanti strati intermedi nascosti. Più questi sono, più il software diventa profondo, da qui deep learning. Qual è il problema? L'opacità algoritmica risiede nel fatto che per evitare che il modello venga addestrato precedentemente e quindi abbia capacità di ragionamento, gli strati intermedi devono elaborare le informazioni. Quindi le informazioni che entrano come variabili, come pesi, come rintracciamento dei minimi al fine dell'errore, moltiplicano le variabili e diventano milioni o miliardi di dati, per cui, per fare un esempio molto, molto banale, se io prendo questo bicchiere e lo considero un software di deep learning, l'opacità algoritmica non è come il mettere il foglio davanti al bicchiere. Io, ad esempio, vedo le scemenze che ho scritto, non vedo il bicchiere, questo è
tipo di offuscatezza, però l'offuscatezza del software è più paragonabile alla mia volontà di guardare l'acqua e trovare una molecola specifica. Quindi nell'effettivo è possibile vedere, ma non è possibile per eccedenza di capacità dell'uomo e della tecnologia. Soprattutto nei software di deep learning, i modelli linguistici avanzati, dove viene effettuata un'operazione di self-attention, dove il software negli strati, attraverso delle porte, dà un punteggio dei valori a delle variabili, quindi moltiplicando ancora di più i dati che vengono elaborati, perché decide quale informazione passa, quale informazione non passa. Che c'entra lo gnosticismo con questo? L'opacità algoritmica, maledetta opacità algoritmica, viene considerata nella dottrina prevalente da un punto di vista scientifico, quindi dottrinale nostro giurisprudenziale, un problema, un errore che deve essere risolto. Secondo la prospettiva gnostica, invece, l'opacità algoritmica diventerebbe un elemento da considerare, accettare e acquisire. Questo perché nello gnosticismo la conoscenza viene definita il grande straniero, in quanto la conoscenza è fondamentale per acquisire quella che è la realtà spirituale, però si è consapevoli che la comprensione dell'uomo non riesce a stare al passo con la conoscenza perché è eccedente. Io qui vorrei riprendere, me la sono scritta, una frase da un volume tra l'altro edito dall'Università di Trieste di 25 anni fa probabilmente, che si chiama Gli arconti di questo mondo, che era un volume multidisciplinare curato dal professore Claudio Bonvecchi e dalla professoressa Teresa Tonchia, che tra l'altro, scoperto, è venuta a mancare un paio di anni fa, quindi approfitto pure per ricordare la docente, nella quale viene descritta questa cosa: lo gnosticismo sorge quando i misteri tacciono e le sibille smettono di profetizzare. Io mi sono permesso di completarla con la tecnologia, così l'opacità algoritmica emerge quando l'intellegibilità dell'azione tecnologica cede il passo alla complessità computazionale imperscrutabile. Si crea quindi un'analogia con il percorso di gnosi, dove la gnosi è sostituita dall'elemento etico-confessionale con la competenza tecnica, che diventa un elemento dirimente nell'interpretazione giuridica. Tenendo conto di questo, quindi, si va a declinare ulteriormente la conoscenza per quella che poi è la democratizzazione del software di intelligenza artificiale e della competenza tecnica, in quanto noi arriveremo al punto che un software gestirà la nostra vita, ma noi non sappiamo come questo software funziona. Si crea quindi una declinazione con quello che nello gnosticismo viene definito enigma. Io riprendo sempre il volume dell'Università di Trieste, in cui il professore Bonvecchi definiva l'enigma come una comunicazione paradossale. Se io ho i dati per poter capire l'enigma, io lo posso risolvere. Questo si va incredibilmente poi a parificare con quelle che sono le tre opacità del software. L'enigma diventa l'opacità tecnica, ovvero se io ho la competenza posso capire di cosa parlo. Il segreto, che è una realtà conosciuta ma celata, si va a parificare invece col segreto industriale, e il mistero, che per sua natura è inconoscibile, quindi si possono dare le definizioni più disparate di mistero, invece è rappresentato dall'opacità algoritmica, perché soprattutto nelle valutazioni ex post, come spiegava la collega, si cerca eventualmente di rintracciare la decisione attraverso dei ragionamenti postumi e delle individuazioni postume, che cercano eventualmente di capire cosa il software ha deciso, ma che in realtà poi nell'effettivo magari non riescono a farlo. Qui si crea un altro parallelo sempre con lo gnosticismo, in quanto lo gnosticismo prevede una perpendicolarità di conoscenza. È presente la conoscenza divina data dal pleroma e la nescenza del mondo materiale. Questo risulta in parallelo applicabile a quella che è la distanza epistemica per quello che è il diritto, in quanto il diritto epistemico, comunque i diritti epistemici, sono diventati fondamentali con la tecnologia. Il diritto epistemico per eccellenza è il diritto alla riservatezza, che ha dato poi vita a tutti quelli che sono i diritti afferenti alla tecnologia. Infatti basti pensare che, bene o male, con la tecnologia sempre alla privacy si finisce. Infatti spesso, come accennava pure non mi ricordo stamattina, forse qualche altro collega, il garante della privacy sembra che gioca sempre un ruolo in questi tipi di dinamiche. Per cui si crea una distanza tra la presunzione della trasparenza e l'intellegibilità dell'azione normativa. Nel concludere, anche la conclusione, se mi è concesso, la leggerò perché me l'avevo scritta in modo carino, non riuscirei a riproporla.
L'approccio gnostico-civilistico quindi non si propone ovviamente di dare soluzioni, vuole dare più che altro una prospettiva diversa al problema, perché di solito l'opacità algoritmica è visto come un qualcosa che deve essere corretto. Non è necessariamente il pensiero che ho io sull'argomento, però ho trovato questa prospettiva interessante e volevo comunque proporla all'uditorio. Per cui l'approccio gnostico-civilistico dà rappresentazione alla dicotomia tra trasparenza e offuscatezza, introducendo una dimensione ermeneutica tale da riconoscere l'irriducibilità di tali sistemi alla regolazione giuridica. Questa irriducibilità richiede una nuova modalità di comprensione che, come l'agnosi antica, non si fonda sulla razionalità discorsiva, ma integra forme di comprensione sistemiche, analogiche e intuitive. Ho finito e perdonate. Qualche intervento, qualche domanda? Io non mi alzo fin quando qualcuno non pone una domanda al collega. Sappiatelo. Allora intervengo io. È interessante questo concetto del mistero che è andato a declinare, poi tra l'altro nelle sue battute finali risulta più chiaro. Mentre l'ascoltavo mi stavo chiedendo, ma questo mistero noi come lo inseriamo in un ordinamento come il nostro? Mi ha dato la risposta, cioè sì. Non può essere inserito, qui è la sfida nel qualificarlo, nel gestirlo con dei criteri diversi, sì. Ma dove andiamo a recuperare questi criteri? Questo è in una prospettiva interdisciplinare, non lo so. Cioè qualche risposta dovremo in qualche Perché questo modo... poi è il quesito che si viene sempre a generare sulla forza centripeta del diritto che attira a sé la tecnologia introducendola nella società. Questa forza centripeta sta diventando centrifuga, in quanto io mi sono reso conto, anche grazie, devo dire la verità, al periodo all'estero, ho avuto modo particolarmente modo di parlare con molti tecnici. Tendenzialmente il dilemma è sempre quello: il software lo si può rendere intellegibile, però poi perde di capacità. Quindi noi siamo in bilico tra la capacità del software e l'intellegibilità dello stesso, e secondo me non ci può essere soluzione diversa da quella tecnica. Infatti recentemente sono diventati fruibili l'extended thinking, quindi i processi decisionali visibili, che invece di effettuare poi quella, se vogliamo, che è una valutazione ex post, si ha prima dell'elaborazione finale, si crea quella che viene definita catena di ragionamenti, in cui il software che cosa fa? Legge la domanda, va ad allocare più risorse al prompt e dice: l'utente mi ha chiesto che cos'è lo gnosticismo, per quale motivo ha portato un tema così strano, tutte queste domande. Lui ci ragiona sopra, elabora quello che è il ragionamento e poi il ragionamento viene esteriorizzato, però l'opacità resta, perché il problema degli strati nascosti non viene risolto. Quindi eventualmente può dare un'indicazione, ma questa indicazione potrebbe anche non essere precisa. Quindi però molto probabilmente il problema nell'effettivo, per questo io parlavo di accettare la cosa, perché è molto probabile, secondo me, che solo la tecnologia potrà risolverlo. Così noi, come riusciamo a trovare magari un microbo qua dentro grazie a, non lo so, una lente, qualcosa, un microscopio, così la tecnologia forse in futuro ci darà la possibilità di trovare in quale strato un determinato valore è stato elaborato. Medio tempore, dobbiamo cosa? Attendere, dobbiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo. Attualmente in dottrina non è riuscito nessuno a dare una risposta a questo, quindi sicuramente non ci riuscirò io. Però effettivamente il problema è cogente. Cioè se in prospettiva una soluzione ci verrà data da un punto di vista tecnologico, noi però non possiamo rimanere in attesa, anche perché l'abbiamo visto con le relazioni dei suoi colleghi, cioè noi stiamo utilizzando questi strumenti nella nostra vita quotidiana, nella nostra realtà. Io ad esempio in termini poi di responsabilità, io una mia idea ce l'avrei, anche perché comunque devo dire che secondo me nell'applicazione della responsabilità, ad esempio parlava il collega dell'AI Act, lui ha citato quella che secondo me è la forma di responsabilità che andrebbe applicata, che è l'articolo 82 del GDPR. Io non comprendo come mai un regolamento che è impostato sulla compliance
non preveda l'inversione dell'onere probatorio come avviene nel GDPR. Io capisco che l'esigenza probabilmente è di mercato, perché poi il provider diventa l'elemento, cioè la persona su cui, l'entità su cui ricadono poi i problemi di funzionamento del software. Però io su questo sono d'accordo col professor Ugo Ruffolo, tra cui abbiamo avuto, devo dire, la fortuna al seminario, ho avuto modo di parlare pure con lui. Pure lui è propense nelle categorie tradizionali del nostro codice civile ad applicare il 2050, che nelle forme del GDPR è un 2050 temperato dal 2043. Grazie. Grazie a lei, professoressa. Domanda? Nulla. Allora, oggi non ve l'avevo anticipato, ma è evidente, visto che abbiamo solo 3 relatori, la dottoressa Lucia Porto purtroppo non è potuta arrivare a Trieste, quindi non presenta la sua relazione che verteva sulla governance giuridica della sostenibilità, quindi l'utilizzo degli smart contract nell'ambito ambientale. Io ringrazio la dottoressa Monica Cigola, il dottor Alberto Iaci, il dottor Alessandro Manfredi. Auguro a voi buon proseguimento, perché so che ci sarà a breve un'ulteriore sessione. Adesso, se non ho frainteso, c'è un piccolo momento di coffee break e vi saluto augurandovi buon lavoro. Arrivederci. Bene, allora io direi che possiamo cominciare la nostra quinta sessione. Abbiamo 4 relatori. La nostra quinta sessione si intitola Nuove sfide ambiente, immigrazione, governance, sicurezza alimentare. Sono 4 temi, quelli che toccano i nostri relatori, molto, molto diversi: appalti, tratta, immigrazione, sicurezza alimentare. Non c'è dubbio, sono molto diversi, ma gli organizzatori sono riusciti a trovare un fil rouge in queste 4 diverse relazioni, che in effetti hanno 4, diciamo così, alcuni punti di contatto. Il primo emerge già dal titolo che è stato dato a questa sessione. In qualche maniera le relazioni toccano 4 questioni che possono essere tutte considerate delle nuove sfide, o forse ancora meglio delle sfide attuali, quindi dei problemi di attualità che si pongono per l'Unione Europea, per gli Stati membri dell'Unione Europea e potremmo dire più in generale per gli Stati della comunità internazionale. Il titolo della sessione proprio mette in evidenza questo elemento comune. Ne possono essere trovati probabilmente come elementi comuni altri 2. Il secondo elemento in comune è rappresentato dal fatto che le relazioni riguardano settori sui quali convergono discipline di ordinamenti diversi, norme internazionali, norme dell'Unione Europea, norme statali. Quindi c'è questo ulteriore punto di contatto rappresentato dalla convergenza di norme di diversi ordinamenti. A dire il vero, questo è un elemento che caratterizza oramai tutti o quasi tutti i settori del diritto. C'è poi un terzo elemento in comune a queste 4 relazioni. Sono relazioni che riguardano settori che sono oramai ampiamente disciplinati dal diritto dell'Unione Europea, forse con una nuance, con una differenza tra 2 dei settori considerati. Non c'è dubbio che la disciplina degli appalti, i temi relativi alla politica agricola comune, al commercio internazionale dei prodotti agricoli sono temi che riguardano settori che sono da sempre settori di competenza inizialmente delle comunità europee e oggi Unione Europea. Sono settori attribuiti alla competenza
della Comunità Economica Europea fin dal Trattato di Roma, e questo è sicuramente vero per la politica agricola, è sicuramente vero per il commercio internazionale, ma è anche vero per gli appalti, perché la libera prestazione dei servizi è un ambito del mercato comune fondamentale e in collegamento al mercato comune c'è sempre stata una clausola nei trattati che consentiva all'Unione Europea di adottare disposizioni di armonizzazione per rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento del mercato comune. Quindi le relazioni relative alla politica agricola comune e agli appalti toccano degli aspetti che sono da sempre di competenza dell'Unione. Anche le relazioni relative all'immigrazione riguardano un ambito che oggi è di competenza dell'Unione Europea, competenza concorrente per essere più precisi, però una competenza più recente, una competenza che inizialmente ha visto la collaborazione di alcuni Stati europei al di fuori dei trattati attraverso soprattutto gli accordi di Schengen e l'accordo di Dublino, e che poi è stata introdotta come competenza dell'Unione a partire dal Trattato di Maastricht e poi con il Trattato di Amsterdam e ancor più con il Trattato di Lisbona. E anche questo è un settore che oramai è ampiamente disciplinato dal diritto dell'Unione Europea. Ecco, se questi sono i tre elementi comuni a questi diversi ambiti che andiamo ad affrontare, forse c'è un elemento di distinzione di sistema tra le diverse relazioni. E questo anche motiverà un cambio poi nell'ordine, no, dell'esposizione delle relazioni. In effetti ci sono due relazioni che riguardano dei settori iperregolamentati, potremmo dire, in relazione ai quali c'è un grande dibattito relativo all'esigenza di meno norme, sia in materia di appalti ma anche in tema di standard tecnici di produzione delle merci. C'è un grande dibattito in corso nell'ambito dell'Unione Europea su come avere meno regole. Quindi questi sono settori iperregolamentati dell'Unione Europea, dall'Unione Europea, e in relazione ai quali però c'è un dibattito in corso sul modo per avere meno regolamentazione. Mentre il settore dell'immigrazione, toccato dalle altre due relazioni, è anch'esso un sistema oramai ampiamente disciplinato dal diritto dell'Unione Europea, ma è facile prevedere che sarà progressivamente sempre di più e ancor più disciplinato dall'Unione Europea. Le due relazioni che tratteranno il tema dell'immigrazione, il tema della tratta, il tema del ruolo delle agenzie dell'Unione, Frontex in particolare, sono due ambiti in cui addirittura abbiamo avuto una successione. Il regolamento Frontex è stato modificato 3 volte, anzi 3 diverse discipline. La disciplina della tratta è oggetto anch'essa di una recentissima revisione. Quindi qui la prospettiva non è, e neanche l'invocazione non è quella di avere meno norme, no? Ma la prospettiva con ogni probabilità è quella che avremo più norme. Proprio in considerazione di queste valutazioni cambieremo un po' l'ordine di esposizione, ma iniziamo come da previsione con la relazione del dottor Salvatore Esposito, neodottore di ricerca dell'Università di Bari Aldo Moro, che ci parla sul tema il Green Public Procurement alla prova pratica, i criteri ambientali minimi tra enforcement amministrativo e interpretazione giurisprudenziale. I relatori sanno che hanno circa un quarto d'ora a disposizione. Dottor Esposito, le do la parola. Grazie professore. La ringrazio per la preziosa ospitalità e ringrazio i colleghi del comitato organizzativo per l'accoglienza splendida.
Ricollegandomi proprio a quanto appena detto dal professor Spitaleri, in effetti sul tema degli appalti verdi, quindi il Green Public Procurement, cioè la tutela dell'ambiente per il tramite degli acquisti della pubblica amministrazione, ci sono in effetti due anime che sono l'una in contrasto con l'altra. Un'anima europeista che tende ad una deregolamentazione, iporegolamentazione, un'anima direi, qualcuno la definirebbe bizantina, che è invece quella della iperregolamentazione, che affonda le sue radici in un passato risalente nell'ambito del quale si decise di procedere con gli incanti pubblici piuttosto che con la trattativa privata. Oggi questo c'è ancora, però l'aspetto sul quale bisogna riflettere è questo, cioè se si è passati, come ha sottolineato il Presidente Amato qualche tempo fa, dal principio del guardia e ladri, l'anticorruzione, verso il principio del risultato che è stato codificato di recente nel nuovo codice dei contratti pubblici, bisogna chiedersi quale anima delle due far prevalere, cioè legiferare per principi o continuare a legiferare per regole complesse, regole che determinano la paura della firma, se si può e si deve continuare a privare la pubblica amministrazione di discrezionalità e così via dicendo. Quindi questo è un po' il tema, cercando di portare il tema nella misura più generale possibile, queste sono le domande fondamentali. Perché parlo di risultato, di iperregolamentazione, che c'entra con la tutela dell'ambiente negli appalti? C'entra perché questo lo dirò fra poco, perché mentre la direttiva europea in materia di appalti prevede una facoltà delle pubbliche amministrazioni di applicare specifiche tecniche e clausole contrattuali, cioè io acquisto sostanzialmente la sedia, acquisto la scrivania, mi acquisto un servizio di pulizia, quale? Quello che è più sostenibile, quello che tutela l'ambiente, quindi l'ecologia entra in questo senso negli affidamenti pubblici, perché concretamente significa questo, significa intervenire sugli arredi, sui trasporti, sull'illuminazione pubblica e così via dicendo. Però mentre il legislatore europeo prevede una facoltà e dice se lo vuoi fare, fallo, ben venga, il legislatore nazionale come al solito tira il freno a mano e quindi va su una iperregolamentazione, si torna al principio del guardia e ladri, siccome il funzionario pubblico potrebbe comportare un fenomeno di maladministration o addirittura di corruzione, di concussione e tutti i reati contro la pubblica amministrazione, allora prevedo un obbligo. E da questo obbligo parte il mio intervento. Il Green Public Procurement ha la prova pratica, cioè quella iperregolamentazione non è solo dire devi applicare i criteri ambientali minimi. Il problema è che i criteri ambientali minimi che si applicano agli acquisti, ripeto, di tutta la pubblica amministrazione, ai lavori, ai servizi e alle forniture di beni, sono estremamente complessi, pervasivi e di difficile interpretazione e applicazione, perché passano per dei decreti ministeriali alle volte incomprensibili, nella maggior parte dei casi di difficile applicazione. E allora dov'è il principio del risultato? E qui ci ritorno sempre perché, come dicevo al professore, è stato il mio tema di tesi di dottorato e questo è un tema per me collaterale, cioè il tema è capire questa tutela dell'ambiente, in che modo conciliarla con il principio del risultato, cioè se oggi dobbiamo affidare e eseguire il più rapidamente possibile. Lo ha detto ieri o qualche giorno fa il presidente Busia dell'ANAC, ha detto attenzione perché siamo in ritardo col PNRR, dovete affidare e eseguire, diamoci una mossa. Però questo poi difficilmente si concilia con l'affermazione successiva dello stesso Presidente dell'autorità che dice sì però sono stati fatti gli affidamenti diretti, però dovevano essere fatte le gare, però dovevate applicare i criteri ambientali minimi. D'accordo, e come dire in una misura astratta è tutto auspicabile per carità, però in una misura concreta questo non lo diventa e vedremo un esempio pratico fra poco. Fatta questa premessa che è durata più del previsto, il metodo di questa ricerca vuole
non fermarsi alla normativa, alla giurisprudenza, alla dottrina sul tema, ma ampliarsi appunto alla prassi amministrativa, no? L'approccio che il filosofo del diritto Ronald Dworkin definiva l'approccio bottom-up è questo, cioè andare a capire il fenomeno giuridico, non la disposizione normativa e quindi che cosa prevede la legge, andare a capire il fenomeno come si sviluppa. Altrimenti parlare di tutela dell'ambiente diventa un argomento, come dire, auspicabile, un tema importante, però diventa un tema che manca di effettività. E qui lo scopo del metodo, di questo studio che, come avrete capito, è ancora in divenire, cioè il tema è l'effettività di questi criteri ambientali minimi, perché se parliamo di tutela dell'ambiente a livello europeo, poi recepiamo questa norma a livello nazionale, addirittura obblighiamo le amministrazioni ad applicare i criteri ambientali minimi, ci si aspetterebbe che questi vengano applicati ad ogni affidamento pubblico, i trasporti, eccetera, eccetera, come detto prima. Quindi partiamo molto rapidamente dalla normativa, e cioè dalla direttiva 24 del 2014 sugli appalti pubblici, che, come dicevo, prevede le stazioni appaltanti possono indicare caratteristiche ambientali come requisiti tecnici, articolo 42. Il miglior rapporto qualità-prezzo può includere aspetti ambientali, articolo 67. Le amministrazioni sono autorizzate a stabilire condizioni particolari relative all'esecuzione dell'appalto anche con riferimento alla tutela dell'ambiente, articolo 70. Quindi facoltà a livello europeo. In Italia i criteri ambientali minimi sono stati introdotti recependo questa normativa. Però, come dicevo in precedenza, facendo quel ragionamento di carattere più generale, il Ministero, adottando un piano d'azione per la tutela dell'ambiente, li ha resi obbligatori. Ha detto in queste categorie saranno obbligatori. Poi è intervenuto il codice del 2016, poi tutto ciò è stato confermato nel 2023. Nel frattempo il Ministero dell'Ambiente adottava il decreto, il primo decreto sui trasporti, poi quello sull'illuminazione pubblica, poi quello sugli arredi per l'esterno, poi quelli sugli arredi per l'interno, di tutto. Sono circa 24 decreti ministeriali. E quindi il codice dei contratti pubblici del 2023 ha stabilito che le stazioni appaltanti applicano, indicativo presente, quindi devono applicare, i criteri ambientali minimi come da decreto del Ministro dell'Ambiente, tutti questi decreti che vi dicevo, nelle categorie dei lavori, dei servizi e delle forniture. Quindi questi che cosa sono in sostanza? Forse l'ho detto tra le righe prima, sono specifiche tecniche e clausole contrattuali. Possono anche diventare un criterio di aggiudicazione, cioè se la sedia che mi vuoi vendere ha una particolare caratteristica, diciamo così, apprezzabile sul piano della tutela dell'ambiente perché il materiale è riciclato, eccetera, eccetera, allora puoi avere un punteggio in più. Questa è la logica. Ma si parte dalle specifiche tecniche. Che cosa significa? Lo vedremo dopo con un esempio, ma lo lancio in modo tale da cercare, come dire, di esemplificare. Se devo acquistare un servizio di trasporto, le auto tendenzialmente devono essere elettriche. E questo già inizia a far ragionare sul problema della transizione dal punto di vista, come dire, automobilistico, dal motore a scoppio al motore elettrico, e quindi già inizia, come dire, un problema. Pensiamo, lo dico così molto rapidamente, ma questa è la realtà delle amministrazioni, si pensi ad un piccolo comune oppure a un'agenzia regionale che vuole acquistare un servizio di trasporto. A chi si rivolge? Di certo non ad una multinazionale di trasporti, si rivolge all'impresa che conosce, perché magari sono 50.000 euro di affidamento diretto, di certo non fa una gara, non è una gara sopra soglia, no? E quindi a chi si rivolge? Al piccolo trasportatore. Il piccolo trasportatore avrà mai il Ducato elettrico? Avrà mai la Ford, come dire, il Ford Bronco elettrico? È difficile da immaginare, quindi ecco, questi, lo vedremo tra un attimo, iniziano un po' a scontrarsi con la realtà. Il problema, ripeto, non è quello della natura facoltativa, ma il problema è quello della natura obbligatoria, e vedremo quali sono gli effetti devastanti sull'operato dell'amministrazione. La giurisprudenza come è intervenuta sul tema? È intervenuta più volte. Prima
scusate se riferisco questi aspetti in maniera un po' più semplicistica, però così per ragionare per concetti, prima si è interrogata sulla possibile eterointegrazione dei bandi, cioè banalmente se l'amministrazione non scrive nel bando quali sono i criteri ambientali da applicare all'appalto, si applica la eterointegrazione, che è una fictio. È una finzione giuridica sulla base della quale poi se ci vediamo al TAR, no vabbè, ma si applicavano i criteri ambientali minimi. Questa è la eterointegrazione, cioè dovevi applicarli. Quando fa ricorso al TAR il secondo va a dire al primo guarda che non li hai applicati e quindi la gara tocca a me. Questo è il meccanismo della eterointegrazione. Poi a un certo punto la giurisprudenza ha detto no, serve il rinvio, cioè non puoi non metterli nel bando, infatti ha annullato più di un bando di gara, ma li devi richiamare. Quindi tu nel bando dici guarda che le sedie devono rispettare il decreto CAM del Ministero dell'Ambiente. Poi a un certo punto, col nuovo codice dei contratti pubblici, e qui torno al risultato, che cosa si è detto? Se il risultato è l'interesse pubblico primario dell'amministrazione, cioè l'arredo, il trasporto, il servizio, quello che mi serve, allora se io da bando rinvio ai criteri ambientali, significa che il mio risultato sarà la sedia ecologica, sarà il trasporto ecologico. Quindi non posso non specificarli nel bando di gara. E quindi questo ha avuto, o meglio, dovrebbe avere una portata rivoluzionaria sui bandi, perché ogni bando e ogni affidamento dovrebbe specificare, cioè questo significa che il funzionario, il RUP, il responsabile di fase, perché poi, come dire, chi ha confidenza con i meccanismi dell'amministrazione sa che il RUP è il tecnico, il responsabile di fase invece è l'amministrativo. Quindi il RUP e il responsabile di fase devono confrontarsi per capire come tradurre questi criteri ambientali minimi nel capitolato. E quindi là si crea un altro problema. Ma la tempestività, la rapidità dove finisce? Se queste cose sono complicatissime, l'amministrazione dovrebbe avere anche le competenze in ogni settore dello scibile tecnico, dalle sedie, dal trasporto, dall'illuminazione pubblica e così via dicendo. E quindi si crea un'altra questione. La dottrina, ripeto, si è interrogata su una serie di aspetti, la natura dei CAM, l'obbligatorietà, l'ambito di applicazione, la tutela della concorrenza, perché poi c'è anche un problema di concorrenza, perché chiaramente chiudo la partecipazione agli operatori ecologici, che tendenzialmente sono gli operatori più grandi, che hanno risorse da investire nella tutela dell'ambiente. Questo è un altro aspetto, no? Quindi la concorrenza, dove sono finite le PMI? La tutela del PMI dove finisce? Questo è un altro tema, interessi che confliggono. Quindi la tutela dell'ambiente, per come i CAM sono oggi, ripeto, ci arriverò alla fine, per come i CAM sono oggi io la vedo in conflitto con la concorrenza, la vedo in conflitto col risultato, la vedo in conflitto con la fiducia, perché che fiducia è articolo 2 del codice dei contratti pubblici? La fiducia in un operatore, in un funzionario pubblico onnisciente, che sa di trasporti, sa di sedie, scusate l'esempio, però diciamo è un esempio, come dire, concreto che proviene da un'esperienza, perché in un ufficio dove appunto ho svolto tirocinio durante il dottorato abbiamo affrontato questi temi con il dirigente dell'ufficio appalti, quindi il tema delle sedie e dei trasporti si è posto materialmente. E quindi, dicevo, il metodo scientifico, se a mio sommesso avviso in questa materia, non può prescindere dalla prassi amministrativa, che ci deve consentire di capire l'effettività di questo strumento della tutela dell'ambiente negli appalti pubblici, perché i CAM sono il cuore della tutela dell'ambiente tramite gli appalti pubblici. E quindi non ci si è occupati del tema dell'effettività, che va ragionato in concreto attraverso degli esempi, e del tema dei costi. Perché ci siano sia costi diretti per l'amministrazione, lo dirò tra un attimo, cioè il problema è che il trasporto ecologico mi costa, faccio un esempio, diciamo non con dati alla mano, però dati comunque, come dire, che conosco personalmente, aumenta del 100%. E quindi senza maggiori risorse per fare questa transizione, io come la faccio? Se il trasporto delle provette di Arpa Puglia lo devo fare con gli stessi soldi, ma con un avveniristico Ducato elettrico che probabilmente in giro non c'è neanche. E quindi questi problemi, costi diretti e costi indiretti, perché l'amministrazione per studiare i criteri ambientali trova difficoltà enormi, perché poi un conto sono le competenze di Arpa Puglia che si occupa di tutela dell'ambiente, quindi all'esperto dell'aria, all'esperto dell'acqua, eccetera. Un conto è il comune di chissà dove non ci sono questi esperti.
E come fanno? Cioè è immaginabile un piccolo comune che fa un acquisto, scusate se torno all'esempio delle sedie, ma è un po' tragicomico, dove deve andare a cercare un operatore che deve darti le sedie ecologiche, cioè è immaginabile il comune che va a comprare le sedie dall'imprenditore, dal mobiliere del paese, della zona. E se no la tutela delle PMI, ripeto, dove finisce? Perché quello è un valore fondamentale che è stato inserito nel nuovo codice. E quindi vi faccio un esempio molto rapidamente per non annoiarvi ulteriormente, che è questo, ve lo sintetizzo e vado un po' verso la fine. L'esempio è quello del trasporto. Un trasporto che, ecco, qual è il tema? Il tema è che per ogni appalto l'amministrazione dovrebbe andare a controllare se quel tipo di acquisto rientra nel campo di applicazione dei CAM. Primo problema, l'accessibilità ai decreti. Non si capisce, finché non si sono letti tutti i decreti, se quel tipo di acquisto rientra in un decreto, perché ci sono CAM sui veicoli che non sono inseriti nell'ambito dei trasporti. Una cosa inspiegabile. E la stessa cosa vale per altri criteri ambientali. Quindi, immaginabile cosa? L'amministrazione, l'esempio prima del piccolo comune, ma non per forza piccolo, ci mancherebbe, non è per fare una differenza che il comune grande è più competente, cioè per dirla, come dire, per fare un esempio, come dire, di agevole comprensione. Però, ecco, come fa ad andarsi a studiare tutti quei decreti? Come fa a districarsi tra le 1000 norme dei criteri ambientali, che sono innanzitutto specifiche tecniche? A un certo punto, quindi, si pone il tema: ma le amministrazioni siamo sicuri che si vadano a leggere tutti i CAM e vadano poi ad applicarli? Tra l'altro, ai sensi della ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato, dovrebbero fare il capitolato in base a quello, oltre che il bando rinviando al capitolato. E allora l'amministrazione si trova di fronte a un bivio, e questo è non la prassi, ma la cattiva prassi amministrativa, che è quella più diffusa e della quale si lamenta, appunto, giustamente il presidente dell'ANAC nell'intervista di qualche giorno fa. Il problema qual è? È che, dato tutto questo complesso, questa difficile applicazione, che secondo me è un po' ignorata, perché un conto è riconoscere la complessità di questi strumenti e dire sì, in effetti dobbiamo semplificarli, un conto è dire le amministrazioni sono corrotte e non fanno la tutela dell'ambiente. Quello mi sembra difficile da immaginare. E poi, qual è l'altro aspetto? Che siccome ha dato alla mano statistico il 98% a livello aritmetico degli appalti sono affidamenti diretti, ma voi, cioè, voglio dire, il tema del bando che deve prevedere i criteri ambientali si perde, perché lì c'è una trattativa privata. E allora di che cosa stiamo parlando? Dove sta questa tutela dell'ambiente? L'affidamento diretto è un rapporto quasi tra privati. Io chiedo un preventivo e poi compro il trasporto, lo stesso fa l'amministrazione, è una logica di autonomia contrattuale. Quindi le conseguenze sono ovviamente negative. La conseguenza negativa qual è? E qual è la prassi negativa? È quella per cui, nell'ambito della quale si risolve tutto in autocertificazioni. Uno dei mali più, come dire, dei beni in realtà, però anche dei mali per certi versi, perché il problema delle autocertificazioni sono i controlli, lo sappiamo tutti, no? Quindi se tu fai l'autocertificazione è ovviamente uno strumento di semplificazione, però se non lo controlli è uno strumento che può portare delle conseguenze negative, perché nessuno si accorge se poi quella sedia è effettivamente ecologica, se poi quella macchina è effettivamente elettrica. E nel rapporto del 98% di affidamenti in Italia è immaginabilissimo. E quindi poi torniamo al tema della tutela dell'ambiente inattuata ma decantata. E quindi rapidamente arrivo a conclusione. Non posso trarre delle conclusioni, come dire, definitive, perché, ripeto, è una ricerca in divenire, però quello che ci si aspetta innanzitutto, che a mio, ripeto, sommesso avviso sarebbe da fare, è innanzitutto garantire una normativa dei CAM semplificata, perché alla fine è quello il cuore della tutela dell'ambiente. Se no la direttiva 24 del 2014 non serve a niente. Cioè noi ci siamo addirittura presi la briga di prevederli come obbligatori, giustamente per un tema di tutela dell'ambiente che è importante. Però poi all'atto pratico, ecco perché il titolo del mio intervento, i CAM alla prova pratica, si disvela tutto il contrario. E quindi un meccanismo che non è complesso, ma è complicato, per citare un amministrativista,
che appunto ha studiato il tema della complicazione dell'azione amministrativa, e questo è un esempio. Seconda cosa, individuare a monte il campo di applicazione dei CAM, cioè non lasciare alle amministrazioni questa sorta di ricerca al buio se si applicano i CAM, non si applicano i CAM. Per esempio utilizzare i CPV, i codici europei, codice menu a tendina, io inserisco il mio CPV del mio appalto, mi dice o meno se si applica il CAM, e mi fa uno schema di sintesi che possa permettere a chiunque di capire di che cosa si parla. E infine introdurre misure adeguate di controllo amministrativo, perché altrimenti quel tema che dicevo della autocertificazione così liberalizzata fa perdere l'effettività dello strumento, perché come ben sappiamo i controlli amministrativi sono successivi o preventivi sulle autocertificazioni e si fondano o sulla base del dubbio, cioè se ho un dubbio sulla falsità lo vado a controllare, oppure sono a campione, che significa che l'amministrazione può fare pure un autovincolo, cioè fare un regolamento interno che dice i CAM li controlliamo sul 10% degli affidamenti, e allora lì si torna al tema dell'effettività. Grazie. Grazie, dottor Esposito. Questo è un ambito in cui forse il rapporto tra regolamentazione e esigenze di efficacia si esprime al massimo, e forse si esprime anche il paradosso tra l'adozione di nuove regole volte a perseguire valori centrali, ma poi, come dire, a fronte di quelle regole la previsione di vie d'uscita come gli affidamenti diretti, le cui soglie ormai post-Covid sono diventate molto, molto elevate. Bene, allora io adesso cambiando come per annunciato l'ordine di locandina, do la parola al dottor Thomas Mezzau dell'Università di Udine, che parla di food security e food sovereignty, due principi conciliabili. A lei la parola. Grazie Presidente, mi unisco anch'io ai ringraziamenti nei confronti del comitato organizzatore. Il rapporto tra food security e food sovereignty si configura oggi come una delle questioni più dense e controverse del diritto agrario, esprimendo una tensione paradigmatica che coinvolge in modo trasversale i livelli giuridico, politico e culturale. Nell'attuale scenario globale, segnato da un'accelerazione delle crisi sistemiche, ambientali, sanitarie, geopolitiche ed economiche, si impone con un'urgenza una riflessione critica sulla possibilità di integrare tali concetti. Il concetto di sicurezza alimentare, invero, è stato progressivamente assunto come quadro di riferimento dominante per le politiche multilaterali in materia di sviluppo agricolo e accesso al cibo. Tale nozione si articola attorno a 4 pilastri fondamentali: disponibilità, accessibilità, stabilità e utilizzazione del cibo, e si fonda sull'assunto che l'alimentazione costituisca una precondizione imprescindibile per l'effettività dei diritti fondamentali. Nonostante il largo consenso istituzionale che ha sostenuto questo paradigma, numerosi studi hanno evidenziato come la food security nella sua applicazione concreta risulti spesso priva di una vera forza trasformativa. Essa tende infatti a non mettere in discussione la concentrazione delle risorse produttive, la logica del mercato globale, rivelandosi compatibile con sistemi che ignorano le esigenze ecologiche e sociali delle comunità locali. In altri termini, si tratta di un modello che garantisce la quantità, ma non la qualità né la giustizia dell'accesso al cibo. È proprio come reazione a questi limiti strutturali che, a partire dalla seconda metà degli anni 90, si afferma il concetto alternativo di sovranità alimentare. Elaborato e promosso originariamente dal movimento transnazionale La Via Campesina, esso si fonda sull'idea che i popoli abbiano il diritto di determinare autonomamente il proprio sistema agricolo e alimentare, sottraendosi alle imposizioni dei mercati internazionali e dei regimi multilaterali di scambio. La food sovereignty assume quindi una connotazione esplicitamente politica e partecipativa, articolandosi attorno a una visione agroecologica, inclusiva e radicata nei territori.
Essa rifiuta la mercificazione del cibo e rivendica la centralità dei diritti collettivi rispetto alle logiche di efficienza economica, ponendo l'accento sull'intreccio inscindibile tra alimentazione, cultura, ambiente e autodeterminazione. In un quadro così delineato, la contrapposizione tra sicurezza e sovranità alimentare non può essere ridotta a una disputa ideologica, ma va interpretata come espressione di diverse concezioni del diritto e del governo del cibo, emerse nel tempo attraverso percorsi giuridici, sociali e istituzionali eterogenei. La dialettica tra i due concetti costituisce pertanto una chiave di lettura privilegiata per comprendere le trasformazioni normative in atto, sia a livello globale che nell'ambito dell'Unione Europea, dove il dibattito sul futuro della politica agricola è oggi profondamente influenzato da istanze di sostenibilità, equità e democrazia. Ebbene, venendo all'esame del concetto di food security, deve osservarsi che a partire dagli anni 70 del Novecento tale concetto ha assunto un ruolo centrale nella definizione delle politiche internazionali in materia agroalimentare, configurandosi come il paradigma dominante della regolazione multilivello dei sistemi agricoli. Formalizzata per la prima volta nella World Food Conference del 1974, tale nozione è stata successivamente affinata dalla FAO e dagli altri organismi internazionali fino a giungere alla definizione tuttora prevalente adottata nella World Food Summit del 1996, secondo cui la food security sussiste allorquando tutte le persone in ogni momento hanno accesso fisico, economico e sociale a cibo sicuro, nutriente e in quantità sufficiente per condurre una vita sana e attiva. A rafforzarne la portata simbolica e programmatica è intervenuta peraltro anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che ha inserito l'obiettivo Fame Zero tra i traguardi globali da raggiungere, contribuendo così al riconoscimento del diritto al cibo come diritto umano universale. Tuttavia, la sua attuazione concreta è stata ostacolata da un approccio prevalentemente funzionalista che ha ridotto la sicurezza alimentare a problema tecnico-logistico, risolvibile attraverso l'aumento della produzione, l'efficienza delle filiere e la liberalizzazione dei mercati. Questo modello operativo ha orientato le scelte normative verso la promozione della competitività e l'integrazione commerciale, in linea con le disposizioni previste dall'accordo agricolo contenuto all'interno del Trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio del 1994 e con i principi ispiratori del libero mercato. Nella prassi, pertanto, tale paradigma ha privilegiato la stabilità quantitativa dell'offerta globale, trascurando aspetti fondamentali legati alla giustizia distributiva, alla sostenibilità ambientale e all'equità territoriale. Le politiche ispirate alla food security, dunque, si sono rivelate in larga misura neutrali rispetto alla distribuzione del potere economico. Così facendo, però, la sicurezza alimentare si è trasformata in uno strumento tecnico al servizio della razionalità economica dominante, eludendo le cause strutturali della food insecurity, quali l'espropriazione delle terre, la perdita di biodiversità, il degrado degli ecosistemi rurali e la marginalizzazione delle comunità contadine. Inoltre, tra i limiti più rilevanti di tale paradigma non può non osservarsi quello della depoliticizzazione del diritto al cibo, frequentemente enunciato come obiettivo programmatico, ma privo di un'effettiva determinazione dei titolari di tale diritto e delle responsabilità giuridiche in capo agli Stati e agli attori economici. Tale ambiguità genera inevitabilmente una tensione tra la proclamazione del diritto e la sua concreta esigibilità. Ancora, la sicurezza alimentare rimane vulnerabile rispetto a fenomeni globali, quali la speculazione finanziaria, i cambiamenti climatici e l'instabilità geopolitica, che mettono in discussione l'affidabilità stessa del mercato globale quale strumento di garanzia alimentare. La ricerca di soluzioni alle esigenze appena esposte ha condotto quindi a prospettare quale paradigma alternativo, in parte antitetico, rispetto a quello tradizionale della sicurezza alimentare, quello della food sovereignty. Formulato per la prima volta nel 1996 dal movimento transnazionale La Via Campesina, in occasione del vertice mondiale sull'alimentazione promosso dalla FAO, esso ha ottenuto un riconoscimento formale all'interno della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali del 2018. A differenza della food security, fondamentalmente incentrata sugli esiti finali, come la disponibilità, l'accessibilità e la stabilità dell'approvvigionamento alimentare, la food sovereignty si concentra sulle modalità con cui il cibo è prodotto, distribuito e regolato, interrogandosi su chi produce, come, per chi e secondo quali regole.
In tal senso essa si fonda sull'idea che i popoli, le comunità e gli stati debbano esercitare autonomia decisionale in materia di politiche agricole e alimentari sulla base delle proprie specificità ambientali, culturali, economiche e sociali. Questa impostazione rompe con la presunta neutralità tecnica del concetto di sicurezza alimentare, assumendo una valenza politica e partecipativa e delineandosi come un approccio che reclama un rinnovamento delle strutture di governance agroalimentare. Tale principio appena ricordato trova un primo riconoscimento normativo nella Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali del 2018, laddove all'articolo 15 si afferma che i contadini hanno il diritto di determinare i propri sistemi alimentari e agricoli, con la conseguente responsabilità in capo agli Stati di adottare politiche coerenti a tale diritto. Giova ricordare tuttavia che questa dichiarazione, così come tutte le dichiarazioni adottate nell'ambito dell'Assemblea Generale dell'ONU, non è formalmente vincolante. Se non che da un'accurata ricerca risulta che i principi fondativi della sovranità alimentare sono stati espressi in modo organico già prima del 2018 e più precisamente nella dichiarazione di Nieleni del 2007, dichiarazione emblematica nella storia dei movimenti contadini globali. Tale dichiarazione infatti è stata adottata nell'ambito del Forum internazionale per la sovranità alimentare. Tra i principi previsti in tali dichiarazioni si annoverano la priorità alla produzione locale sostenibile, l'accesso equo alle risorse produttive come terra, acqua e semi, la valorizzazione dei saperi tradizionali, la giustizia sociale ed ecologica, la partecipazione democratica ai processi decisionali, la parità di genere. A ben vedere, tali elementi qualificano la food sovereignty come un modello integrato di giustizia alimentare e ambientale, idoneo ad affrontare le disuguaglianze strutturali che caratterizzano i sistemi agroalimentari contemporanei. La sovranità alimentare, pertanto, non si configura semplicemente come alternativa ideologica alla sicurezza alimentare, ma come critica strutturale al modello dominante di governance agroalimentare, proponendo una visione giuridica capace di legittimare percorsi normativi differenziati basati sulla coesistenza di pluralismi giuridici e territoriali. Tale prospettiva impone una riconfigurazione del ruolo del cibo, non più concepito come una mera merce o fattore produttivo, bensì come bene relazionale e collettivo dotato di rilevanza sociale, culturale e ambientale. Così ricostruiti nei loro punti essenziali i principi di food security e food sovereignty, occorre porre lo sguardo all'odierno panorama economico globale, al fine di tentare di rispondere alla domanda che ci è posta in apertura di questo intervento, vale a dire la conciliabilità o meno fra loro dei suddetti principi. Orbene, negli ultimi anni una successione di eventi dirompenti a livello globale ha evidenziato le criticità strutturali del sistema alimentare fondato sulla liberalizzazione commerciale e sull'interdipendenza delle catene del valore. In tale contesto la pandemia da Covid-19, il conflitto armato tra Russia e Ucraina, le crisi climatiche ricorrenti, le turbulenze nei mercati internazionali delle commodity agricole hanno concorso a mettere in discussione la solidità del modello agroalimentare globalizzato, inducendo una profonda riflessione sull'equilibrio tra food security e food sovereignty. La crisi pandemica ha comportato gravi disfunzioni nei trasporti, nei flussi commerciali e nella disponibilità di manodopera stagionale, generando interruzioni diffuse nei sistemi di approvvigionamento alimentare, soprattutto laddove questi si fondavano su filiere lunghe e altamente specializzate. Come evidenziato da numerosi studi, l'assenza di strategie di prossimità e di meccanismi locali di stoccaggio e distribuzione ha acuito la vulnerabilità alimentare, in particolare nei paesi importatori netti. L'improvviso incremento dei prezzi delle materie prime agricole ha inoltre ampliato le disuguaglianze nell'accesso al cibo, sollecitando gli Stati a rafforzare la propria capacità di risposta interna. Ancora più significativo è stato l'impatto della guerra in Ucraina, dalla quale è trasparsa la fragilità di un sistema agroalimentare eccessivamente dipendente da pochi poli produttivi globali. Parallelamente l'agricoltura mondiale è sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici, con impatti significativi su produttività, sicurezza ambientale e stabilità del territorio. In risposta a tali criticità, molti Stati hanno adottato misure restrittive volte a tutelare la sicurezza interna degli approvvigionamenti. Al contempo si è assistito ad un rinnovato interesse per l'autonomia alimentare nazionale, non più interpretata in chiave autarchica, ma quale leva strategica per garantire la sicurezza economica, la coesione sociale e la sovranità politica. Tali dinamiche, pertanto, hanno determinato una legittimazione della sovranità alimentare come criterio interpretativo delle politiche pubbliche, in grado di orientare la revisione dei modelli normativi istituzionali dominanti.
A ben vedere, ciò ha determinato inevitabilmente l'emergere di misure protezionistiche in campo agroalimentare, adottate da numerosi Stati in risposta alle crisi poc'anzi citate, sollevando però una simile scelta rilevanti questioni circa la loro compatibilità con gli obblighi assunti in sede multilaterale, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Invero, in un sistema giuridico fondato sul principio della liberalizzazione degli scambi, l'adozione di strumenti quali il blocco temporaneo delle esportazioni, la costituzione di riserve strategiche o gli incentivi alla ricolonizzazione produttiva rischia di entrare in contrasto con le regole sancite dal General Agreement on Tariff and Trade e in modo specifico dell'accordo agricolo. Come è noto, l'impianto normativo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si regge su 3 pilastri fondamentali: apertura dei mercati, riduzione delle sovvenzioni alle esportazioni e il contenimento dei sostegni interni, considerati distorsivi della concorrenza. In questo quadro, le misure adottate in via unilaterale dagli Stati, sebbene talvolta motivate da esigenze legittime, pongono problemi di compatibilità sostanziale con gli impegni multilaterali assunti, in quanto potenzialmente configurabili come restrizioni indirette al commercio. Sul punto, infatti, la disciplina delle deroghe contenute negli articoli 20 e 21 del GATT, che consentono rispettivamente restrizioni giustificate da motivi di tutela della salute umana, animale o vegetale, di protezione dell'ambiente o di sicurezza nazionale. Tuttavia, tali eccezioni sono sottoposte a un'interpretazione restrittiva fondata su principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità. Le misure devono dunque essere limitate nel tempo, strettamente calibrate rispetto all'obiettivo perseguito e non utilizzate in modo surrettizio per eludere gli obblighi convenzionali. A ciò deve aggiungersi il fatto integrante un ulteriore elemento di criticità del parziale stallo del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio dovuto all'inattività dell'organo di appello a partire dal 2019 in seguito al veto statunitense sul rinnovo delle nomine dei giudici. Questa paralisi ha determinato un vuoto di giustiziabilità che ostacola il controllo multilaterale sull'uso delle eccezioni e delle misure unilaterali, generando una crescente incertezza giuridica e aprendo spazi di azioni discrezionali per gli Stati. Ne discende di conseguenza un progressivo indebolimento del sistema multilaterale classico, che apre la strada ad una proliferazione di accordi bilaterali e regionali maggiormente flessibili, i quali riflettono il mutamento degli equilibri geopolitici e la crescente domanda di sovranità normativa. In tale scenario, quindi, si assiste ad una riqualificazione del principio di sovranità alimentare, la cui legittimità, fino a pochi anni fa frequentemente contestata in quanto potenzialmente incompatibile con il diritto commerciale internazionale, è oggi rivalutata alla luce delle crisi del multilateralismo. Per quanto riguarda l'atteggiamento assunto sul tema in esame dall'Unione Europea, essa ha avviato un processo di riorientamento strategico delle proprie politiche agricole, culminato nella riforma della politica agricola comune per il periodo 2023-2027. Invero, la nuova PAC introduce elementi di discontinuità rilevanti che riflettono un'apertura, quantomeno parziale, ai principi ispiratori della sovranità alimentare, intesa come autonomia strategica, radicamento territoriale e sostenibilità sistemica. Uno degli strumenti più significativi introdotti dalla riforma è rappresentato dai piani strategici nazionali, i quali segnano un cambio di paradigma metodologico rispetto al passato. Gli Stati membri, da semplici esecutori di indirizzi comuni, assumono un ruolo centrale nella definizione degli obiettivi, delle modalità di intervento e dei risultati attesi, pur nel rispetto di un quadro regolatorio armonizzato. Tale approccio differenziato e flessibile consente una maggiore adattabilità normativa alle specificità ambientali, climatiche e socio-economiche dei territori. La nuova PAC, pertanto, cerca di superare l'impostazione tradizionale incentrata essenzialmente sulla produttività e sull'efficienza di mercato, aprendo alla valorizzazione della qualità della vita nelle aree rurali, del ruolo delle comunità locali e dei limiti ecologici dei sistemi agricoli. Non mancano tuttavia criticità strutturali, ad esempio la mancanza di vincolatività per alcune disposizioni in materia ambientale e la disomogeneità nell'attuazione dei piani strategici nazionali tra gli Stati membri, che rischiano di indebolire l'efficacia delle politiche di transizione.
Eppure la direzione di marcia è tracciata: il sostegno alle filiere corte, la promozione delle pratiche agroecologiche, il recupero della diversità produttiva e la valorizzazione delle risorse endogene costituiscono segnali concreti di convergenza, seppur implicita, con i principi di sovranità alimentare. Pur mancando un riconoscimento formale del concetto a livello giuridico, l'ordinamento europeo ne recepisce alcune istanze sostanziali, traducendoli in strumenti normativi capaci di rafforzare l'autonomia dei territori e di orientare le scelte pubbliche secondo criteri di inclusività e sostenibilità. In definitiva, la PAC 2023-2027 rappresenta un laboratorio normativo dinamico in cui si misurano e talora si contaminano le logiche della food security, della sostenibilità ambientale e della responsabilizzazione locale. Essa configura un dialogo possibile tra sicurezza e sovranità alimentare, non più intese come paradigmi contrapposti, ma come dimensioni complementari di una politica agricola rinnovata, capaci di riconoscere la centralità della terra, del cibo e delle comunità come beni comuni da tutelare e governare mediante strumenti giuridici evoluti e coerenti con le sfide del nostro tempo. Concludendo, l'analisi condotta consente di affermare che la relazione tra food security e food sovereignty non può più essere interpretata nei termini rigidi di una contrapposizione binaria, bensì come una tensione costruttiva che riflette la pluralità delle esigenze e delle istanze che attraversano il diritto agrario. Questi due paradigmi, infatti, non sono ontologicamente inconciliabili. Essi rispondono a funzioni diverse ma potenzialmente complementari nella costruzione di un sistema agroalimentare giuridicamente sostenibile, economicamente equilibrato e socialmente giusto. La food security, sebbene rappresenti una base irrinunciabile per ogni politica pubblica in materia alimentare, necessita oggi di essere riletta criticamente alla luce delle fragilità strutturali dei mercati globali, dell'intensificarsi delle crisi climatiche e delle crescenti disuguaglianze socio-economiche. In questo processo di rielaborazione la sovranità alimentare si presenta come un paradigma giuridico integrativo, capace di apportare una visione territoriale, partecipativa e differenziata della produzione e della distribuzione del cibo. Non si tratta dunque di sostituire un modello all'altro, ma di immaginare una nuova architettura normativa a multilivello. La costruzione di un tale modello implica l'adozione di strumenti giuridici innovativi, come le clausole di condizionalità, sistemi di coregolazione e l'attivazione di forme di governance capaci di articolare il piano globale e quello locale, le istituzioni pubbliche e le comunità locali nell'ambito economico e quello culturale. Concluso? Pertanto, la domanda che ha guidato questo intervento può ricevere una risposta positiva a condizione che si abbandoni ogni riduzionismo ideologico e si intraprenda un percorso giuridico capace di mediazione, pluralismo e responsabilità. L'integrazione di questi due paradigmi non è solo auspicabile, è necessaria per affrontare le sfide che ci attendono in materia di alimentazione, clima, diritti e democrazia. Grazie. Grazie. Grazie dottor Mizzau. Dopo avrò una domanda per lei perché questi concetti sono molto interessanti e anche qui è da capire, ma le chiederò dopo il suo punto di vista su come conciliare queste esigenze primarie con gli scambi commerciali e con gli accordi commerciali di ultima generazione. Bene, passiamo al nostro terzo, anzi la nostra terza relatrice, la dottoressa Francesca Italia dell'Università di Milano, che ci parla di strumenti sovranazionali di contrasto alla tratta di esseri umani alla luce della direttiva 2024-1712. La relatrice si sposta sul palco. Ok, perfetto, grazie. Allora, innanzitutto ringrazio il professore per questa introduzione e tutto il comitato organizzativo per questa preziosa occasione di confronto. Il mio intervento riguarda appunto gli strumenti sovranazionali di contrasto alla tratta di esseri umani, anche alla luce di una recente direttiva che è la numero 1712 del 2024,
e la prospettiva adottata è quella del diritto processuale penale. Quando si parla di tratta di esseri umani, pare d'obbligo una premessa, in quanto il primo problema che si pone è proprio andare a definire il fenomeno e anche ricostruire le fonti normative di riferimento. Innanzitutto è bene distinguere quello che è noto come trafficking of human beings dallo smuggling of migrants, altrimenti noto come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Infatti entrambe le ipotesi delittuose sono riconducibili al traffico di esseri umani, che è un termine omnicomprensivo. Tuttavia, perlomeno a livello teorico, hanno caratteristiche molto differenti. Innanzitutto per quanto riguarda il bene giuridico tutelato. Infatti nello smuggling of migrants il bene giuridico prevalente è la tutela dei confini nazionali e quindi la corretta attuazione delle politiche migratorie, mentre nella tratta degli esseri umani si valorizza di più la libertà individuale del migrante. E ancora, se nello smuggling of migrants viene data prevalenza alla condotta del trasporto organizzato, nella tratta degli esseri umani quello che prevale invece è la condotta finale di sfruttamento del migrante nel territorio nazionale. Inoltre, se appunto nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ciò che risulta prioritario è l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, invece nella tratta di esseri umani è proprio l'immissione in un mercato illegale. Inoltre, sebbene poi nella prassi non sia così agevole distinguere questi aspetti, possiamo affermare che nello smuggling of migrants vi sia una domanda da parte dei migranti per entrare appunto nel territorio nazionale e che quindi l'organizzazione criminale offra loro il servizio che sarebbe il trasporto. Poi, come tutti sappiamo, in realtà questo consenso al trasporto è viziato, vengono sottoposti a trattamenti disumani degradanti, però almeno a livello teorico c'è una domanda da parte del migrante a venire trasportato in un altro territorio. Mentre nella tratta degli esseri umani esiste una domanda nel paese di destinazione e quindi l'organizzazione criminale acquista le persone quale merce di scambio per poi avviarle alla prostituzione, all'accattonaggio, al lavoro in nero a seconda del tipo di sfruttamento. E se nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il rapporto di asservimento si concentra tipicamente nella fase precedente al trasporto, ma termina con l'ingresso del migrante nel territorio, invece nella tratta degli esseri umani il rapporto di asservimento prosegue e si concentra nel paese di destinazione, mirando allo sfruttamento della persona. E proprio per questo che anche il vantaggio economico che ne consegue è differente, perché nello smuggling of migrants il vantaggio di carattere finanziario deriva dal prezzo altissimo che viene fatto pagare per questo trasporto nel territorio di un altro Stato, mentre nella tratta degli esseri umani il vantaggio economico deriva proprio dallo sfruttamento della persona una volta arrivata nel territorio nazionale. Per quanto riguarda le fonti normative di riferimento, sicuramente noi sappiamo che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proibisce la schiavitù e il lavoro forzato e anzi al comma 3 esplicitamente proibisce anche la tratta degli esseri umani. Inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, anche nota come Convenzione di Palermo del 2000, definisce la tratta di esseri umani come un reato transnazionale, proprio perché appunto o ha una parte di preparazione, pianificazione, controllo che avviene in uno Stato, oppure perché viene impiegato un gruppo criminale organizzato di un altro Stato, o anche quando vi siano effetti sostanziali che impattano sul territorio di un altro Stato. Tra l'altro, appunto, la Convenzione di Palermo ha anche un protocollo ad hoc sulla tratta degli esseri umani, ma quello che è interessante della tratta è che è sì un crimine transnazionale, ma che ha una manifestazione tipicamente nazionale, perché quello che emerge è la porzione di condotta a livello di territorio nazionale, ovvero quella di sfruttamento.
Le fonti europee di riferimento sono appunto la direttiva numero 36 del 2011, specifica sulla tratta, che è stata di recente modificata nel 2024 dalla direttiva numero 1712, che appunto ha modificato tale direttiva senza sostituirla e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro luglio 2026. La direttiva, tra le varie modifiche, ha ampliato le tipologie di sfruttamento riconosciute, includendo anche la maternità surrogata coatta, il matrimonio forzato e l'adozione illegale. Inoltre c'è stato anche un inasprimento dal punto di vista del regime sanzionatorio, perché sono state previste delle aggravanti per l'uso delle tecnologie digitali. Questo proprio perché durante la pandemia in particolare sono emerse nuove forme di sfruttamento sessuale mediante le piattaforme online, volte in particolare alla produzione di materiale pornografico o pedopornografico. Da tenere presente inoltre anche la Convenzione a livello di Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, in vigore dal 2008, che è importante perché ha istituito il gruppo esperti contro la tratta degli esseri umani, che si occupa proprio di andare a verificare come sia l'attuazione di tale convenzione da parte dei vari Stati. Andando a vedere quali sono le forme più tipiche di sfruttamento, vediamo che per il 72% la tratta di esseri umani è finalizzata allo sfruttamento sessuale, e per quanto riguarda le vittime di sfruttamento sessuale, oltre il 90% sono di sesso femminile, con un 64% di donne adulte e 28% invece di donne minorenni. È interessante ripercorrere anche in Italia come si è cercato di affrontare questo fenomeno, perché in realtà inizialmente avevamo solo la legge Merlin del 1958, che era quella legge che aveva chiuso le case di tolleranza della prostituzione e aveva introdotto nel nostro ordinamento i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, che presentano delle cornici edittali piuttosto irrisorie, perché sono punite con una pena dai 2 ai 6 anni e sono quindi ipotesi, fattispecie di reato che non sono in grado di cogliere la portata della tratta degli esseri umani. Una maggiore consapevolezza in realtà arriva mediante una disciplina propria del testo unico immigrazione, perché l'articolo 8 del testo unico immigrazione prevede che qualora nel corso di operazioni di polizia, di indagini o anche di interventi degli assistenti sociali vengano accertate gravi forme di sfruttamento e di assoggettamento totale ad un'organizzazione criminale, il questore, ovviamente su proposta del procuratore della Repubblica, possa rilasciare uno speciale permesso di soggiorno. Proprio grazie a questa norma aumentano le richieste di soggiorno per motivi di protezione speciale e aumenta così la consapevolezza che le norme fino a quel momento in vigore non erano sufficienti ad affrontare un fenomeno come quello della tratta degli esseri umani. E si arriva così nel 2003 all'introduzione nel nostro codice penale di reati quali la riduzione e il mantenimento in schiavitù o in servitù di quell'articolo 600 del codice penale, il reato di tratta delle persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi, e viene anche prevista una particolare aggravante per l'associazione a delinquere diretta a commettere uno dei precedenti reati. Inoltre, per tutte queste fattispecie viene prevista la competenza della Direzione Distrettuale Antimafia. Di questa norma è anche interessante il fatto che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime per garantire loro condizioni di alloggio, vitto, assistenza sanitaria e psicologica, che sono aspetti fondamentali per iniziare a sottrarle dall'assoggettamento che subiscono da parte appunto dell'organizzazione criminale. Nel frattempo l'Italia, con la legge numero 108 del 2010, ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa e poi recepisce anche la direttiva europea sulla tratta col decreto legislativo numero 24 del 2014. Quello che è interessante della recente direttiva del 2024 è che pone l'accento su 2 misure in particolare. Da un lato su quali possano essere gli strumenti investigativi sovranazionali più efficienti per combattere questo fenomeno e dall'altro quali potrebbero essere le misure più efficaci per le vittime.
affrontando anche il tema che a volte è noto come il fenomeno del da trafficato a trafficante, che adesso avremo modo di analizzare. Per quanto riguarda gli strumenti investigativi sovranazionali più rilevanti in materia, le squadre investigative comuni sicuramente ricoprono un ruolo di particolare importanza, proprio perché imitano le modalità operative delle organizzazioni criminali. Partono infatti dalle asimmetrie informative, perché quello che accade è che di frequente ci siano delle indagini in diversi Stati membri, ma che le autorità competenti non siano a conoscenza delle porzioni di condotte indagate in un altro Stato membro. Quindi, per porre rimedio a questa lacuna, l'idea è invece di creare un pool investigativo ibrido che sia composto da autorità giudiziarie, come ad esempio magistrati aventi funzioni di pubblico ministero, funzionari di polizia, appartenenti al territorio di diversi paesi interessati alla tratta degli esseri umani, in modo da effettuare un'indagine che sia congiunta e di interesse comune. Le squadre investigative comuni sono disciplinate dalla decisione quadro numero 465 del 2002, prevedono che ci sia un atto costitutivo, un piano d'azione operativo in cui vengono individuate le modalità operative, il termine dell'attività, il direttore della squadra. Sicuramente il maggior problema che emerge è il fatto che tali squadre nei vari territori in cui vanno a operare devono applicare il diritto processuale penale vigente in quell'ordinamento. Si pone così un contrasto tra l'ex Pori e l'ex Loci, per cui non sempre poi sono utilizzabili le prove raccolte in un altro Stato membro all'interno di un diverso ordinamento. Proprio all'interno delle squadre investigative comuni, quando parliamo di sfruttamento sessuale non si possono citare le operazioni sotto copertura, che necessitano di un ulteriore accordo specifico prima di impiegare un agente infiltrato all'interno dell'organizzazione criminale. In Italia c'è proprio lo statuto dell'agente sotto copertura, che è disciplinato dalla legge numero 146 del 2006, ed è fondamentale in questo senso distinguere però quello che è il ruolo dell'agente sotto copertura dall'agente provocatore, in quanto l'agente sotto copertura si limita all'osservazione e alla raccolta di elementi probatori, mentre l'agente provocatore esercita un'influenza causale sulla determinazione della commissione del reato, quasi come se ci fosse un'istigazione a commettere il reato dinanzi all'agente infiltrato ai fini della raccolta della prova. E la giurisprudenza della Corte europea del diritto dell'uomo ha spesso riconosciuto le prove così raccolte inutilizzabili. Per invece l'agente sotto copertura esiste una speciale scriminante, perché di fatto andando a concorrere nel reato in realtà è prevista una scriminante se ci sono una serie di parametri, ovvero se l'operazione è disposta da organi di vertice, se l'agente ricopre la qualifica di ufficiale e comunque appartiene a una struttura specializzata, se ha compiuto l'attività al solo fine di acquisire elementi di prova e sempre che vi sia stata preventiva comunicazione al pubblico ministero. Per quanto riguarda invece le misure a tutela delle vittime, io volevo concentrarmi in particolare sul principio di non punibilità. Questo perché? Perché nel modus operandi delle organizzazioni criminali di frequente, anzi nella maggior parte dei casi, vengono utilizzate delle vittime sottoposte allo sfruttamento a loro volta per reclutare e selezionare altre vittime, per poi farle prostituire. Questo è anche una modalità per ottenere più facilmente fiducia, ma soprattutto perché va a garantire uno scudo penale per quello che è il vero trafficante. Tanto è vero che se si vanno ad analizzare i casi dinanzi alla Corte d'Assise, nella maggior parte dei casi l'imputato, il vero trafficante è latitante oppure non è stato neanche identificato, e come imputato abbiamo invece delle vittime del reato a cui non viene riconosciuto il ruolo di vittima ma di imputato. E su questo insiste, torna la direttiva 1712 del 2024 all'articolo 8, chiarendo che gli Stati membri dovrebbero adottare una disposizione specifica che consenta di non perseguire e non imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani che siano state costrette a concorrere al reato.
E tra l'altro questo principio è espresso anche dall'articolo 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta degli esseri umani. E a tal proposito l'ultimo rapporto del gruppo esperti sull'attuazione della tratta degli esseri umani proprio sull'Italia ha rilevato l'assenza nell'ordinamento italiano, ma in realtà nella maggior parte degli ordinamenti, salvo quello belga che funge da modello, dell'attuazione di una disposizione che recepisca il principio di non punibilità delle vittime di tratta, e ha quindi esortato anche a fornire, oltre a introdurre una disposizione legislativa ad hoc, che potrebbe anche essere su modello ad esempio dello stato di necessità, anche a fornire indicazioni e formazione soprattutto alle forze dell'ordine e ai pubblici ministeri e ai giudici competenti per questi tipi di procedimenti, ai fini proprio di evitare che vengano sottoposte a procedimento come imputati le vittime di tratta. Spero di essere stata nei tempi. Grazie dottoressa Italia, peraltro il tema trattato è quello che più fa emergere quella convergenza, no, tra diverse fonti alla disciplinare un unico fenomeno. Qui veramente abbiamo una convergenza di accordi internazionali, convenzioni del Consiglio d'Europa, normative di diritto dell'Unione, atti statali. Passiamo alla nostra ultima relazione del dottor Alessio Laconi dell'Università di Firenze, che ci parla di Frontex tra Meroni e Lever, che sono due sentenze storiche, ma lo dirà il relatore, sull'impugnabilità degli atti adottati da organi o da istituzioni dell'Unione. L'Agenzia tra controllo giurisdizionale e Stato di diritto. Grazie mille. Professore, anch'io mi unisco ai ringraziamenti all'Università di Trieste e Udine per aver promosso queste giornate e ai comitati scientifico organizzatori per averle realizzate e anche per il coinvolgimento. Prima di presentare il lavoro vorrei introdurre e inquadrare brevemente l'argomento che vado a trattare e poi illustrare anche il punto di vista che adotto nella mia analisi. Come vedete dal titolo si tratta di legare Frontex tra Meroni e Lever, appunto questi due importantissimi filoni giurisprudenziali, ma più nello specifico cercare di legare l'unica sentenza al momento emessa dalla Corte di Giustizia UE contro Frontex con i principi e le massime che discendono da questi due appunto filoni giurisprudenziali, dove sono centrali l'importanza della funzione del controllo giurisdizionale e il principio dello Stato di diritto. E inquadrando appunto il contesto della ricerca mi concentrerò sulla responsabilità e il possibile regime di responsabilità che è applicabile a Frontex, tendenzialmente in casi di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni, che siano operazioni congiunte alle frontiere o siano operazioni di rimpatrio, come era quella appunto del caso della sentenza che illustrerò. E il punto di vista che vado ad adottare è quello del diritto amministrativo, perché permette di prendere in prestito delle categorie giuridiche che sono molto utili per appunto svolgere questa analisi. E faccio questa precisazione anche perché sempre più studiosi si dedicano a questo tema, cioè la responsabilità di Frontex, sempre più lavori vengono pubblicati nella letteratura scientifica e la maggior parte adottano il punto di vista, diciamo, del diritto internazionale per cercare di costruire o ricostruire questo regime della responsabilità. Invece, vestendo, diciamo, il cappello dell'amministrativista, posso rimanere un passo indietro e cercare di lavorare sugli argomenti giuridici per giungere a un'eventuale soluzione che però sia conforme ai principi dell'ordinamento sovranazionale, ma chiaramente anche del dettato normativo. Perché come vedete il regolamento istitutivo, l'attuale regolamento istitutivo di Frontex già prevede delle norme sulla responsabilità che poi si applicano in via generale per danni cagionati durante delle specifiche operazioni. Però, come ha sottolineato anche l'avvocato generale Norcus nelle conclusioni in un altro caso che riguarda Frontex, e sono state depositate recentissimamente, il 10 aprile del 2025,
egli sostiene che l'esatta distribuzione della responsabilità è poco chiara e attualmente non vi è una giurisprudenza che chiarisca, in sostanza vado a parafrasare, quale sia il rapporto fra queste norme. Nell'unica sentenza della Corte manca questo tipo di analisi e adesso andiamo subito a vedere anche quali sono gli aspetti, direi, problematici della sentenza. Appunto, brevemente sui fatti, si trattava di un'operazione di rimpatrio di cittadini, ovviamente di stati terzi, che in questo caso sono stati rimpatriati in Turchia ma erano d'origine siriana ed erano una famiglia con 3 bambini. Allora, chiaramente trattandosi di responsabilità extracontrattuale, da giurisprudenza ormai consolidata, la Corte ha applicato il test per valutare la sussistenza della responsabilità, che prevede 3 condizioni che devono essere cumulative, perché sussista la responsabilità, ma possono essere applicate in qualunque ordine. E in questo caso la Corte ha solamente applicato il nesso causale tra il danno che i ricorrenti hanno denunciato e i fatti che la Corte ha ritenuto potessero aver dato origine ai danni suddetti, in particolare l'emissione della decisione di rimpatrio. Quindi, in conclusione, la Corte ha sostenuto che, visto che le autorità nazionali sono competenti in via esclusiva a procedere alla richiesta di protezione internazionale, che se negata ovviamente dà luogo a una decisione di rimpatrio, queste fossero responsabili in via esclusiva. E in questo esame io direi che la Corte omette di prendere in considerazione l'articolo 7 del regolamento, che stabilisce che l'intera gestione delle frontiere, di cui anche le operazioni di rimpatrio fanno parte, sono in un regime di responsabilità condiviso, ovviamente fra le autorità nazionali e l'Agenzia. Ora, quindi per concludere, ovviamente ha ritenuto che Frontex non fosse responsabile e ha negato la domanda e magari non sarebbe cambiato ovviamente il risultato, però come ho anticipato un esame della Corte un po' più approfondito e che leggeva in sostanza il quadro normativo in una maniera organica sarebbe stato molto più utile e si è privata quindi della possibilità di valutare il coinvolgimento di Frontex e fare il primo tentativo di interpretazione legando quindi i poteri dell'Agenzia, il modo in cui sono esercitati, con un'eventuale susseguente responsabilità. Ecco, questo aspetto è molto importante, lo sottolineo perché ritornerà nella giurisprudenza Meroni che vado subito a illustrare e le domande di ricerca da cui parto nella sostanza sono che tipo di spunti possono fornire sia la giurisprudenza Meroni che l'EVER per chiarire il regime di responsabilità applicabile a Frontex e in che modo questa analisi si lega allo Stato di diritto e al controllo giurisdizionale. Dunque, sulla giurisprudenza Meroni, che detta anche dottrina Meroni, cioè la Non-Delegation Doctrine, è la dottrina di non delega, vale a dire, per molti studiosi è stato l'unico limite per la delega di poteri alle agenzie europee da parte tendenzialmente della Commissione europea. Questo anche durante tutte le fasi di agenzification, di creazione di numerosissime agenzie. Però, come vedete dalle condizioni, non delega di tutti i poteri, ma solo quei poteri che implicassero un certo margine di discrezionalità, in quanto con l'esercizio della discrezionalità amministrativa c'è anche una scelta di natura politica che l'amministrazione delegata va a compiere sostituendosi a quella delegante e avviene quindi anche un passaggio della responsabilità. Lì la Corte è stata molto cauta perché ha posto l'attenzione su non alterare l'equilibrio istituzionale che viene in questo caso disegnato dai trattati, che prevedono ovviamente il conferimento di poteri a un'autorità delegante ben specifica e dall'altro lato prevedono anche delle forme di tutela, quali appunto il controllo giurisdizionale. Quindi questi due elementi sono centrali nella decisione, nonostante molte persone, molti studiosi si dedichino solo alle condizioni affinché sia legittima la delega. E sono centrali e viene dimostrato anche dalle successive sentenze in cui, dopo anche l'adozione del Trattato di Lisbona, in un caso più o meno recente, la Corte ha rilassato queste condizioni, dichiarando legittima la delega di poteri che implicassero un certo margine di discrezionalità solamente perché rimanevano controllabili, o controllabili da parte dell'autorità delegante, e a quel punto poi si può aprire un tema di indipendenza magari dell'agenzia,
ma sicuramente rimanevano all'interno del circuito del controllo giurisdizionale, e questo era quello che più le interessava. E quindi, cercando di ricollegare quanto detto con la sentenza riguardo Frontex, con questa decisione la Corte sembra un po' contraddire tutto il ragionamento che ha svolto con Meroni, e le principali carenze, le vedete, sono l'applicazione in sostanza delle condizioni del test della responsabilità extracontrattuale in maniera tale da non permettere un'analisi dell'operato dell'Agenzia, e un'interpretazione parziale del quadro normativo. Questo lo metto in evidenza perché invece in Meroni e nei casi successivi la Corte in concreto si è posta la domanda delle criticità che avrebbe posto l'esercizio di quei poteri che venivano delegati, e questo è, direi, l'aspetto principale. E andiamo alla giurisprudenza invece Lever, dove il contenuto innovativo della sentenza è la valutazione della Corte sull'ammissibilità della domanda, perché in quel caso c'era un'azione d'annullamento contro un atto del Parlamento europeo, quando il Parlamento europeo, nella versione del trattato dell'epoca, non era ricompreso nella lista delle autorità sotto il controllo della giurisdizione della Corte. Quindi in teoria non si sapeva se poteva essere ammessa l'azione, e la Corte in quel caso ha intrapreso un'interpretazione molto ampia, estensiva delle norme applicabili, dove ha posto l'attenzione principale sul fatto che la comunità, che viene appunto disegnata e organizzata, strutturata dal sistema dei trattati, è fondata sullo Stato di diritto e prevede dei rimedi che vanno a comporre un sistema completo, dei rimedi legali chiaramente, che compongono un sistema completo che permette a persone fisiche e giuridiche di impugnare questi atti anche quando in sostanza si trovano degli impedimenti che discendono dal trattato stesso. Quindi l'interpretazione è stata, direi, quasi creativa, dove in questo caso ha prevalso l'obiettivo generale del trattato nella creazione dell'ordinamento che il dettato in senso stretto della norma applicabile all'epoca, il 177. E questo si vede appunto anche in questo caso nel corso di tutta la giurisprudenza, quindi nei casi successivi. Quello che più ci può interessare può essere il caso Soggelma, che cito perché in quel caso lì la Corte ha valutato di nuovo l'ammissibilità di un'azione d'annullamento verso un atto dell'Agenzia Europea per la Ricostruzione, nel momento in cui ancora le agenzie europee non erano ricomprese nella lista degli enti sui quali aveva giurisdizione la Corte. Di nuovo ha sostenuto il precedente principio la Corte, per cui, poiché è un ordinamento fondato sullo Stato di diritto, in sostanza il controllo giurisdizionale non può essere eluso e questa forma di tutela non può essere negata ai cittadini. Quindi i due filoni giurisprudenziali che abbiamo appena visto hanno dei punti di contatto. Il primo, che in una forma più o meno diretta e intensa riguardano tutte e due le agenzie europee come soggetti. E il secondo, direi anche forse più importante, è il fatto che il principio dello Stato di diritto e la funzione del controllo giurisdizionale sono stati gli obiettivi o il principio sui quali la Corte ha fondato il suo ragionamento. E per questo i due filoni si possono definire anche complementari. Infatti, in Meroni la Corte, e nelle sentenze successive, la Corte tratta la delega dei poteri chiedendosi se in concreto l'esercizio di questi possa alterare l'equilibrio istituzionale che ricomprende il controllo giurisdizionale, e in Lever la Corte favorisce l'esercizio del controllo giurisdizionale attraverso un lavoro ermeneutico estensivo che considera il quadro normativo nella sua interezza, in maniera organica. E qui possiamo quindi tornare alle domande iniziali, possiamo tornare al caso di Frontex, che è stato deciso dalla Corte, dalla Grande Camera, quindi al momento è in appello, vediamo quale sarà la soluzione, però proprio perché ci auspichiamo un tipo di risultato diverso, io direi che facendo leva su questi due filoni giurisprudenziali, su questo tipo di principi, innanzitutto sarebbe auspicabile che la Corte effettui un'analisi del regolamento, il 2019-1896, completa, quindi valutare sostanzialmente in base ai poteri che sono conferiti a Frontex, poi di volta in volta in virtù dell'azione, quindi dei fatti, della domanda del ricorrente, definire che obbligazioni abbia l'Agenzia che, se violate, possano dar luogo quindi a responsabilità. E specularmente questo sul regime della responsabilità, quindi considerare queste norme
in una forma estensiva, quindi sulla scia della giurisprudenza di Lever, in quanto altrimenti l'interpretazione che ha adottato comporterebbe un limite del controllo giurisdizionale ed eventualmente anche del principio dello Stato di diritto. Applicare in sostanza, come lo può fare? Applicare il test suddetto della responsabilità extracontrattuale in una maniera da esaminare in concreto, in conformità a queste giurisprudenze citate, la corrispondenza delle condotte, principalmente le condotte, ma anche eventualmente le decisioni di Frontex, con il dettato normativo che viene considerato in maniera organica, quindi organicamente considerato. Ci stanno moltissime altre cose da dire, però vi ringrazio e magari le rimandiamo alle domande. Allora, io chiederei se c'è qualche domanda dal pubblico, allora le raccogliamo un attimo, direi che potete anche venire qui dal palco a presentare la vostra domanda o la vostra riflessione, che vi chiederei di contenere al massimo in 2 minuti. Dopodiché magari porrò anche dopo una domanda. Bene, allora se vuole venire intanto lei, se ci dice il suo nome. Innanzitutto complimenti a tutti per le relazioni e io avevo una domanda per la collega Italia, visto che trattiamo la stessa materia. Volevo chiedere, con riferimento agli strumenti di cooperazione tipicamente europea, tu hai affrontato il tema della possibile inutilizzabilità probatoria. Ora, siccome il fenomeno della tratta degli esseri umani ha principalmente connotato transnazionale, noi sappiamo anche che abbiamo questa doppia bivalenza con il crimine organizzato, secondo l'interpretazione che abbiamo dalla Convenzione e anche la giurisprudenza nazionale che ci dà e che ha consentito anche poi l'applicazione di alcune circostanze aggravanti anche abbastanza criticabili, però sappiamo anche che abbiamo un problema proprio sul fronte investigativo che può portare all'inutilizzabilità proprio perché noi abbiamo il rispetto del codice processuale tipico di ogni Stato. Allora mi chiedevo e volevo più che altro un tuo parere se non fosse il caso di creare una procura europea come abbiamo fatto per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, mediante la delega di più procuratori, ognuno nel campo di applicazione. Ad esempio la Procura Europea attuale conta di 24 Stati che comunque partecipano per proprio tutelare degli interessi su scala comunitaria. Ora, siccome la tratta degli esseri umani va ad incidere su uno dei beni fondamentali su cui si fonda la stessa comunità europea, volevo chiederti, non è forse il caso, o comunque se ci hai pensato, che magari l'istituzione di una procura europea potrebbe aggirare il problema del vincolo probatorio, dell'utilizzabilità in stati diversi da quello in cui viene acquisita la prova, anche perché è un problema che noi abbiamo avuto con l'ordine europeo di indagine recentemente in campo delle intercettazioni. Forse ho superato i 2 minuti, professore. Mi scuso. Ultimo giro, se c'è qualche altra domanda o riflessione. No, allora farei anch'io qualche domanda ai nostri relatori, no, per il dottor Laconi. Allora, una riflessione, soprattutto se trasformerà questa relazione in scritto sulla sentenza Lever, perché la sentenza Lever riguardava lei lo dice, l'ha detto, un ricorso d'annullamento, non un ricorso per risarcimento del danno, e quindi è utile una riflessione aggiuntiva. Certo, si ispira sul filone dell'interpretazione dei trattati e delle regole sulle vie di ricorso alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quindi c'è una logica di ampliamento delle vie di ricorso, però la sentenza Lever riguarda un ricorso d'annullamento e un caso in cui era certo che l'atto fosse un atto del Parlamento europeo, poi si trattava di capire se fosse tra gli atti impugnabili, però l'imputabilità dell'atto non era in discussione, mentre nel caso VS il tema centrale è quello
dell'imputabilità degli atti a Frontex in un contesto in cui Frontex ha un'attività di supporto nei confronti degli Stati membri e svolge, mentre la gestione delle frontiere è ancora responsabilità degli Stati, così come la competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio, no? Quindi bisogna tenere in considerazione che c'è questo elemento giuridico. Per la dottoressa Italia direi che ha già la domanda della dottoressa Valente, quindi la lasciamo rispondere al quesito posto. Per il dottor Mizzau io gli chiederei questa brevissima riflessione, brevissima perché deve essere brevissima, finale, nel senso che poi come si dovrebbe tradurre poi la sua visione in clausole relative agli accordi commerciali che l'Unione Europea va a concludere, nel senso che poi le esigenze da contemperare sono moltissime: la sicurezza alimentare, la sovranità alimentare, l'interesse all'esportazione, no? Se pensiamo a produttori europei, qui abbiamo alcuni produttori che richiedono maggior protezione rispetto alle importazioni, ma anche produttori europei, sono molti del nostro territorio, che fanno prodotti di qualità che invece hanno interesse all'esportazione. Così come invece in altri contesti geografici c'è da un lato l'interesse a non vedere invasi i mercati dai prodotti dei paesi, diciamo così, più potenti dal punto di vista economico, ma dall'altro c'è anche l'interesse a esportare verso quei paesi per avere reddito. Quindi la cosa interessante, forse una riflessione che potrebbe fare, non tutta qui oggi, ma se trasformerà in uno scritto la sua relazione, è proprio questo, cioè quella sua visione poi come dovrebbe tradursi dal punto di vista della politica commerciale. E infine, per quanto riguarda il dottor Esposito, io chiuderei in quest'ordine inverso, proprio in questa fase di dibattito. E anche qui potrebbe essere una riflessione conclusiva del suo lavoro in caso di trasformazione in scritto, e poi una valutazione dell'effettività, no, di questa nuova regolamentazione, perché in effetti capire poi concretamente quanto, al netto degli affidamenti diretti, quanto le pubbliche amministrazioni introducano nelle loro gare d'appalto i criteri ambientali minimi può essere una cosa interessante, magari prendendo un campione ovviamente di pubbliche amministrazioni coinvolte. Bene, io andrei a chiudere proprio in quest'ordine, quindi darei anzitutto la parola al dottor Laconi. Grazie di nuovo, grazie per la domanda, perché permette di toccare altri punti fondamentali di questa ricerca che, faccio lo spoiler, è ovviamente parte della tesi di dottorato già consegnata e qui mi permette di ritornare sull'affermazione iniziale del cappello dell'amministrativista, perché in tutto il lavoro ovviamente parto da un'analisi, una presentazione di Frontex, partendo dalle funzioni, quindi riparto da temi molto da amministrativista, e così facendo ho la possibilità di analizzare in maniera molto chiara i poteri dell'agenzia, e questo è proprio propedeutico a quello che mi diceva di differenziare le competenze e l'esercizio dei poteri di Frontex dalle autorità nazionali, dove in alcuni casi, come ha detto, rischiano di sovrapporsi, e io qui direi che potrebbe avvenire principalmente nelle operazioni di gestione delle frontiere, mentre nelle operazioni di rimpatrio, che è tema diverso, Frontex è diventato l'attore principale dell'intera normativa, e lì si può andare a vedere l'articolo, il 56 mi pare, il comma 4,
in cui il direttore esecutivo dell'agenzia, prima di lanciare un'operazione, e fra questa è compresa anche quella dei rimpatri, dovrebbe valutare la possibilità di rischi, di violazioni dei diritti fondamentali, e questo lo fa anche di concerto con l'ufficio dei diritti fondamentali. E faccio un esempio molto banale: visto che la maggior parte dei casi riguardano, come potete immaginare, respingimenti dalla Grecia alla Turchia per via dell'accordo Turchia con l'Unione Europea, mettiamo il caso che la Grecia emetta numerosissime decisioni di rimpatrio. Frontex tendenzialmente diventa l'agenzia che implementa queste decisioni, e però mettiamo il caso che alcuni dei destinatari del provvedimento abbiano fatto ricorso alla Corte ovviamente greca. In quel caso il direttore esecutivo magari dovrà valutare se rimpatriare immediatamente tutti quanti, magari per una logica di efficienza, possa generare una violazione, perché magari qualcuno, non lo so, ha già un'udienza fissata per testimonianze o qualunque cosa, perché magari dinanzi al giudice nazionale vuole, non lo so, denunciare alcune violazioni dei diritti fondamentali, magari a livello di trattamenti che ha subito durante le operazioni o negli hotspot cosiddetti. In quel caso questa valutazione Frontex la deve fare, ovviamente non entra nel merito della decisione, quindi non è che va dall'autorità greca e dice no, aspetta, questa persona ha diritto di rimanere, però potrebbe dire io questa persona non posso rimpatriarla perché potrebbe questo fatto generare una violazione di un suo diritto fondamentale. Quindi ci potrebbero essere dei casi, ovviamente di volta in volta sarebbero, come dicevo nella presentazione, in base alla domanda del ricorrente e ai fatti, da valutare. Cosa diversa se sono direttamente dei pushback, quindi dei respingimenti illegittimi fatti direttamente in mare, però di volta in volta si potrebbero ravvisare delle responsabilità che Frontex ha, perché ha delle obbligazioni che discendono dal regolamento, ma come diceva, nel caso della gestione delle frontiere sicuramente lì il confine è molto più difficile da notare. Nel caso dei rimpatri, secondo me i poteri di Frontex ormai sono talmente ben definiti che forse un ragionamento come quello che provo a sviluppare potrebbe, non voglio essere troppo saccente, però almeno potrebbe trovare un minimo di dialogo con visioni opposte. Sono stato breve, spero. Allora, prego, dottoressa Italia. Innanzitutto ringrazio la collega che ha sollevato una questione interessantissima, anzi penso che sia forse la domanda per eccellenza quando si affronta la procedura penale europea. Infatti non riguarda solo le squadre investigative comuni che io ho citato, ma anche l'ordine europeo di indagine, ma anche in realtà altri strumenti come ad esempio il mandato d'arresto europeo o l'ordine europeo di protezione, perché questa difformità a livello di norme processuali poi a volte comporta anche il mancato riconoscimento di una misura cautelare applicata in uno Stato membro che poi non può essere riconosciuta in un altro Stato, quindi non riguarda solo l'ambito dell'utilizzabilità delle prove, ma proprio il primo freno per eccellenza alla collaborazione giudiziaria in quest'ambito tra Stati membri. Sicuramente noi osserviamo una ritrosia legata a un'impostazione anche un po' culturale a questa concezione del diritto penale e anche tanto del diritto processuale penale come il giardino proibito legato solo alla sovranità sovranazionale, per cui c'è sempre un freno a cedere appunto parti della propria sovranità all'Unione Europea e in particolare quindi dal punto di vista delle norme processuali penali. Questo tema spesso viene affrontato in riferimento in realtà ad introdurre una maggiore uniformità rispetto alle fattispecie penali e meno invece rispetto alle norme processuali. Secondo me un esempio da questo punto di vista può essere un po' come ambito pioniero, ecco, quello che sta venendo attuato rispetto alle vittime vulnerabili. Pensiamo che nel 2024 è stata emanata anche un'altra direttiva, che è la prima direttiva che riguarda la violenza contro le donne e la violenza domestica in generale, ed è interessante perché all'interno di quella direttiva in realtà ci sono tutta una serie di indicazioni che vanno a toccare proprio il procedimento penale, a introdurre una serie di misure volte a uniformare a
livello degli Stati membri alcune norme, e anche nel nostro ordinamento deriva da alcune sollecitazioni di convenzioni, di trattati internazionali, pensiamo ad esempio alla Convenzione di Istanbul, l'introduzione di alcuni istituti particolari come l'incidente probatorio speciale. Quindi direi che a me piace moltissimo l'idea di una procura anche legata a questi reati, sicuramente non può prescindere anche da una maggiore armonizzazione delle legislazioni, quindi magari si potrebbe anche pensare a una direttiva che non sia singolarmente legata a uno specifico ambito, come può essere quello ad esempio per eccellenza della violenza domestica, ma più in generale, proprio a livello invece ad esempio di utilizzabilità delle prove, che possa uniformare le legislazioni nazionali da questo punto di vista. Ecco. Grazie. Allora, la domanda è complessa e postula sicuramente una risposta complessa, nel senso che, a mio avviso, occorre intervenire a livello internazionale e più precisamente a livello di organizzazioni, di regole di organizzazione mondiale del commercio, perché intervenendo ad un livello inferiore si rischia poi, come ho esposto, di scontrarsi, di confliggere con le regole che si rinvengono all'interno del trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e più in particolare dell'accordo agricolo. Ora, nell'ambito della nuova PAC ci si sta dirigendo nel senso di far proprie le istanze che sostengono, diciamo così, la sovranità alimentare. Si sono integrate queste istanze nella nuova PAC. Però quello che mi chiedo io è se questa nuova politica sia compatibile alla luce dell'accordo agricolo e del trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ma secondo me quindi, in breve, intervenire a livello internazionale, a livello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, inserire delle clausole all'interno di questo trattato in cui si stabilisca espressamente di prendere in esame le istanze delle appunto sostenitrici della sovranità alimentare, quindi di una politica, diciamo così, più vicina alle comunità rurali. E su questo tema peraltro c'è uno stallo sulla riforma dell'accordo agricolo. Ricordo da ultimo il Doha Round, che tuttavia sappiamo quali sono stati gli esiti. C'è una politica su questo tema da parte degli Stati Uniti che sta cercando di bloccare il processo di riforma. Poi sappiamo tutti quali sono attualmente la politica del presidente Trump, e anche lì bisognerebbe chiederci se quelle misure sono compatibili con questo trattato internazionale. Si ricorre alle regole, alle clausole di salvaguardia, poi insomma bisogna valutare in concreto poi e molto attentamente. A mio avviso non sussistono tutti questi presupposti per ricorrere a queste clausole. Quindi, per andare al riassunto in concreto, secondo me intervenire a livello di trattato, inserire delle clausole, in questo modo le clausole a loro volta possono essere inserite anche nell'ambito della politica agricola comune, secondo me. Grazie. Allora lasciamo concludere al dottor Esposito per la sua ultima riflessione. Io ringrazio il professor Ospitaleri perché mi ha dato lo spunto più importante, perché in effetti quella è proprio la lacuna del ragionamento, che il punto di partenza in verità è proprio quello degli appalti che hanno una rilevanza europea, quindi lo studio della prassi amministrativa in quella fetta di appalti è decisivo. Innanzitutto per capire come hanno calibrato i criteri ambientali minimi e poi per capire se hanno trovato l'effettivo riscontro, cosa che oggi in effetti si può fare con la banca dati nazionale dell'ANAC, col sito di giustizia amministrativa. Un controllo incrociato può essere risolutivo
appunto, e poi per magari replicare quei modelli virtuosi anche riproponendoli alle piccole amministrazioni e anche a quelle un po' più grandi che agiscono principalmente con lo strumento dell'affidamento diretto. Quindi mi limito a questo ringraziamento finale e concludo così. Grazie. Bene, direi che abbiamo a questo punto concluso, siamo anche credo stati nei termini che ci hanno assegnato gli organizzatori e io altro non faccio che augurarvi una buona prosecuzione di convegno con le sessioni di domani. Arrivederci a tutti.